penso che cerchiamo di iniziare puntuali perché abbiamo tanti e densi interventi e prendo poi meritatamente il posto di Nico Stringa, che si è fatto promotore di questa giornata e che l'ha condotta con tanta eleganza e tanta conoscenza durante la mattinata. Voglio dirvi che recuperiamo dagli interventi previsti la mattina Andrea Bellieni e Rosa Barovier Mentasti, però inserendo tra i due Guido Zucconi, che poi deve recarsi fuori città per un convegno. Quindi invito Andrea Bellieni a prendere posto. Andrea Bellieni è il direttore del Museo Correr, trevisano, architetto, lavora da molti anni a Venezia e in questo suo ruolo ha coordinato operazioni molto importanti come ad esempio il recente recupero di ben 20 sale del Palazzo Reale. Nico Romanelli ci ha detto lo sapevamo già, certo lo sapevamo, dopodiché però non l'avete visto. Però non lo vedevamo e soprattutto è stato fatto grazie proprio a queste conoscenze, a chi ha aperto per primo gli studi su questa importanza, perché l'abbiamo già detto stamattina, prima devono venire gli studi e poi deve venire una operatività che in questo caso è avvenuta. Ieri al Correr si è tenuta la bellissima lezione Lectio Magistralis di Giuseppe Pavanello, che ha fatto brillare le sue conoscenze canoviane, e tante altre iniziative sono in programma. Quindi Andrea, a te la parola sulla riscoprendo la prima gipsoteca canoviana civica di Venezia. Grazie. E allora cominciamo questa sessione pomeridiana, dico un po' in leggerezza, nel senso che l'argomento che vi proporrò è un approfondimento museologico, diciamo, legato alla collezione del Correr, alcune piccole ma spero interessanti scoperte proprio sulla genesi della collezione canoviana, in particolare sulla vicenda di una parte dei famosi, già citati, bassorilievi, più serie, o meglio 2 serie distinte, una probabilmente è quella di cui tratterò, di probabile origine Cappello, ne parleremo tra pochissimo, e l'altra Zulian, poi Giustinian, 2 serie molto importanti, molto significative e complete, ricche, diciamo, di soggetti di quella serie così importante, così significativa, appunto confluite per vie diverse al Correr. La serie Cappello, molto probabilmente Cappello, ha rivelato appunto delle vicende successive piuttosto interessanti che adesso vi illustrerò. La collezione del Museo Correr, voi sapete, la collezione canoviana è molto significativa soprattutto della fase iniziale, giovanile, formativa, e dei primi anni e dei primi successi del nostro Antonio Canova. Prima la professoressa Messina, così da par suo, ci ha parlato dell'Edele Icaro, no? Quindi ritorniamo con il mio intervento nel cuore di questa straordinaria collezione che si è formata nel tempo, in un lungo arco di tempo, vorrei dire quasi per disegno predestinato, cioè quasi moltissime opere di Canova legate appunto alla sua fase giovanile veneziana, legate soprattutto alla committenza e al suo rapporto molto stretto con quel gruppo di patrizi che ne favorirono la formazione e anche proprio il lancio, diciamo, proprio così professionale. Sono confluiti al Museo Correr, nel Museo della Città,
anche a distanza di molto tempo. Pensate che tra le ultime cose che sono giunte negli anni 50, nel 54-55, in collezione ci sono appunto quell'Orfeo d'Euridice, che in realtà sono le prime vere e proprie sculture dell'artista. E quindi ecco una specie di disegno predestinato che ha fatto confluire una dopo l'altra appunto queste testimonianze che legano in maniera molto stretta Canova alla sua città, vorrei dire, no? Quindi, come dire, parlarne in questa circostanza bicentenaria ha uno speciale significato, come appunto ha rilevato anche nella lezione di ieri sera il professor Pavanello. Ecco, direi che possiamo iniziare il nostro breve, come dire, di racconto. Diciamo, c'era in una delle due serie, anche con soggetti ripetuti, di bassorilievi posseduti dalla collezione del Correr, una appunto, come si diceva, è sicuramente, proprio documentatamente, di originaria provenienza Girolamo Zulian, il famoso appartamento padovano appunto allestito sotto le direttive di Canova stesso da Selva, una collezione che poi è stata suddivisa, e una parte appunto cospicua attraverso i Priuli e quindi i Giustinian è arrivata negli anni 80 dell'Ottocento appunto in collezione civica. L'altra è sempre stata detta di provenienza Correr, proprio perché negli antichi inventari c'era questa provenienza dichiarata, anche se però l'effettiva documentata provenienza dall'originaria collezione di Teodoro Correr era soltanto ipotizzata, non era documentata assolutamente da nessuna pezza d'appoggio. In realtà adesso vedremo come questo nucleo importante, che secondo l'ipotesi, secondo me molto fondata, di Giuseppe Pavanello, è una parte consistente, la parte centrale del famoso nucleo di gessi canoviani presenti nell'appartamento del procuratore Antonio Cappello, l'appartamento da procuratore presso le procuratie. Molto nota questa vicenda, allestito sempre con le direttive molto precise e strette di Canova, no? che si documentava della situazione architettonica anche via lettera, che via via ideava e sceglieva i soggetti da replicare e inviare, e Selva che dirigeva i lavori a Venezia. Ecco, un lavoro fatto nel 95-96 appunto nell'imminenza della presa di possesso dell'appartamento da parte del procuratore, cosa che avverrà soltanto nel settembre del 96, siamo veramente a pochi mesi dalla caduta della Repubblica nel maggio del 97. Una vicenda molto documentata, molti ne hanno parlato, quindi non ripeto quanto è già ampiamente noto. Canova manda 10 grandi bassorilievi, o meglio 6 grandi e 2 più piccoli, i famosi tra i più piccoli la Carità e la Fede, e invece le opere di misericordia, gli altri 2 bassorilievi. Gli altri 6 sono maggiori e 3 addirittura del ciclo di Socrate. Sono bassorilievi famosissimi, replicatissimi. Gli stessi soggetti erano già stati inviati a Venezia in altre gipsoteche. È il momento in cui
Canova coltiva appunto questo rapporto di familiarità con suoi patroni precedenti, e quindi i Falier, i Renier, Caterina Berlendis, e poi anche gli Albrizzi e lo stesso Selva, no? Vengono gratificati appunto dell'omaggio di questi bassorilievi creati negli anni dell'impegno per i monumenti papali, e via via perfezionati anche con varianti, e che lui appunto generosamente manda a Venezia. Quindi anche questi che lui invia e sceglie per il procuratore Cappello probabilmente non erano delle novità, però erano comunque pezzi molto stimati. Lui li arricchisce di altri busti, per esempio 2 grandi busti monumentali, quello del Papa e quello della religione dal monumento rezzonico, altre 4 teste che sembra siano state modellate appositamente, quindi la loro perdita, la loro dispersione, diciamo, è particolarmente grave, perché non, come dire, erano opere originali, non erano repliche in gesso. E quindi, diciamo, un complesso molto organico, che poi appunto viene addirittura arricchito alla fine da pezzi statuari sempre in gesso, replicati, come l'Adone Venere, come la Psiche, come l'Amorino. Quindi un complesso di gessi, credo certamente tra i più organici, tra l'altro appunto soggetti scelti e preordinati e anche poi distribuiti nella sala maggiore dell'appartamento delle procuratie dallo stesso Canova, una gipsoteca che sappiamo dalle fonti era aperta, fu aperta nei pochi mesi della sua esistenza anche e soprattutto alla frequentazione di giovani artisti, e quindi probabilmente una delle prime gipsoteche pubbliche canoviane, proprio frequentabili in maniera particolarmente libera. E il procuratore Cappello, figura ben nota, era stato ambasciatore a Madrid nel 78, poi dall'85 al 90, quindi proprio gli anni brucianti della rivoluzione francese, ambasciatore veneto a Parigi, e poi dal 90 al 94 ambasciatore a Roma, quindi residente nel Palazzo di Venezia. Sono gli anni appunto dei primi grandi, clamorosi successi romani di Canova, ed è proprio in quel momento, in quegli anni romani, che tra i due, tra Canova e Cappello, si stabilisce evidentemente un rapporto anche intellettuale di particolare spessore, che appunto poi confluirà, una volta eletto procuratore di San Marco nel 93 e nel progetto per l'appartamento delle procuratie immediatamente successivo, appunto si concretizzerà in questa straordinaria gipsoteca. Andiamo un attimo avanti, e questa è l'immagine del procuratore. Ecco, il legame tra le due figure diventa solido al punto, e la stima soprattutto di Cappello nei confronti del Canova arriva addirittura a favorire la realizzazione di un monumento pubblico, pensate, a Canova, in Prato della Valle a Padova. Il compito è affidato a uno scultore Ferrari, e la difficoltà di realizzare, di dedicare a una figura, a un personaggio vivente, un monumento in Prato della Valle, no? Viene superata dall'iconografia scelta. Quindi in realtà Canova, scultore, che sta realizzando un busto onorario ad Antonio Cappello, non l'Antonio Cappello amico di Canova, committente di Canova, ma un omonimo del XVI secolo. Ma come dire, questo è significativo, perché
monumento a Canova nel 94-95, quindi a un nemmeno quarantenne scultore, ma già famoso, è senz'altro rilevante proprio anche del rapporto tra i due. Ecco, dove poteva essere questo appartamento cappello del procuratore Cappello nelle procuratie nuove? Gli studi di Giuseppe Pavanello lo avevano ipotizzato soprattutto in questa zona. Attualmente qui vi si trova il museo archeologico, non c'è più questa grande stanza, è stata successivamente suddivisa. È un'ipotesi, diciamo, certamente interessante e probabile. Io ne ho una così, alternativa, che è quella che potesse trovarsi invece in altre posizioni sul fondo. Qui siamo, diciamo, in corrispondenza dell'attuale ala napoleonica. Voi sapete che le prime 7 campate, no, dalla parte contigua alle procuratie nuove, appunto, sono antiche, sono cinquecentesche, furono recuperate nella, appunto, costruzione dell'ala napoleonica da parte del Santi, e dietro c'è una situazione che poi naturalmente nelle successive ricostruzioni di quest'ala sono state trasformate. Ecco, una grande sala in questa posizione e altri ambienti. E per esempio in quest'ultimo, per esempio questo è un piccolo appoggio alle mie ipotesi di identificazione, sotto la decorazione attualmente presente in questo ambiente d'angolo, che è datata e documentata, sono degli stucchi molto semplici però elegantissimi, del Castelli, documentata al gennaio del 1807, sembra che questa sia stata la camera dove ha poi dormito anche Napoleone nella sua visita del novembre-dicembre del 7. Ecco, sotto i restauri, e qua guardo Gea Provinciali qualche anno fa, hanno potuto individuare le tracce di una decorazione precedente, o meglio, di un inizio di decorazione precedente, e quindi qualcosa poi, come dire, rimasto incompiuto e poi sostituito definitivamente dall'attuale decorazione. Quindi un lavorio evidentemente in questa zona che potrebbe, come dire, dare adito all'idea che l'appartamento Cappello potesse essere appunto in questa zona, anche perché forse a questo appartamento, anche se citandolo qualche anno dopo, nel 1803, il Federici appunto parla del palazzo del procuratore Cappello in parrocchia di San Moisè, e quindi in effetti questa zona appunto più verso la chiesa di San Moisè delle procuratie potrebbe come dire così avere un significato appunto di identificazione in questa zona. Ma andiamo avanti, l'ipotesi è tutta da dimostrare, ve la lascio lì, ma ecco, interessante perché, ecco, vabbè, questo è il risvolto, diciamo, no, dove poteva situarsi questo appartamento Cappello. Ecco, i marmi furono, i gessi, i bassorilievi in gesso furono proprio quelli del procuratore Cappello, furono, almeno alcuni, furono la base appunto per la loro riproduzione in incisione da parte di Paolo del Pedro, e sono queste incisioni abbastanza semplici ma comunque precise, che ci le restituiscono. In particolare Antonio del Pedro, scusate, sì. Ecco, qua lasciamo un attimo i gessi canoviani del procuratore Cappello nella loro sede. Quale vicenda poi abbiano seguito non lo sappiamo esattamente. Molto probabilmente il procuratore Cappello dovette al momento della caduta della Repubblica lasciare il suo appartamento, probabilmente i gessi furono trasferiti. C'è una notizia non controllata riferita
così nell'Albungherro, dove questi gessi sarebbero stati in parte poi acquistati, forse inizialmente trasferiti nel palazzo familiare dei Cappello, poi acquistati in parte dal famoso Giacomo Vivante Albrizzi, fortunato primo possessore della Ebe, no? Diciamo che di loro si perdono le tracce. Riprendiamo la nostra storia con un'altra figura, appunto quella di Teodoro Correr. Teodoro Correr, appunto, è il fondatore della raccolta che poi dette origine ai musei civici veneziani. Nella sua raccolta già erano presenti quasi tutti i maggiori capolavori attualmente oggi vanto del Correr, se non altro per la parte della Pinacoteca. Eccolo qua, ecco la sua casa molto modesta a San Giovanni e Paolo, a San Giovanni de Collato, è questa, San Zan de Golà, vedete, a pochi metri dalla seconda sede del museo in realtà, perché Casa Correr fu la prima sede delle civiche raccolte, la seconda dal 1880 in poi, appunto il restaurato fondaco dei turchi. Ecco, interessante perché appunto sempre uno scavo archivistico, diciamo, ha chiarito che questo famoso bozzetto, che oggi, come dire così, viene generalmente ritenuto una prima fase di studio per il famoso gruppo dell'amore psiche, ma che in passato fu anche così identificato nei cataloghi del museo con un soggetto diverso, Giuseppe, la moglie di Putifar, no? Appunto, come osservava ieri il professor Pavanello, un atto violento e dinamico, no? Inizialmente pensato per quello che poi diventerà tutt'altra cosa. Ecco, questo pezzo, che generalmente anche appunto nei cataloghi più recenti viene come provenienza indicato come appartenente al gruppo arrivato con il legato Zoppetti, cioè assieme a tutti gli altri bellissimi modelli in terracotta e terra cruda in cera della nostra raccolta, in realtà questo è un'eccezione, perché questo fu acquistato, proprio abbiamo tutta la documentazione molto molto precisa, fu acquistato da Teodoro Correr stesso nel 1814, acquistato a Bassano del Grappa attraverso un suo agente, dove lui aveva tra l'altro anche degli interessi diretti, aveva delle proprietà a Bassano, e il famoso architetto Antonio Gaidon glielo offre in vendita e lui lo acquista. Come l'avesse avuto il Gaidon non si sa, ma Gaidon, uomo di fiducia e architetto dei Rezzonico, in rapporto quindi diretto con Canova, può averlo benissimo avuto appunto attraverso questi rapporti di conoscenza da Canova stesso. E interessante perché è così, un uomo del Settecento con dei gusti abbastanza tra virgolette tradizionali come Teodoro Correr, evidentemente così attratto dalla grande fama che nel 14 ormai universale, ormai Canova aveva, così si interessa e acquista per una cifra che a lui sembrava molto, molto alta, difatti poi tenta di abbassarla, ma alla fine l'acquista, orgoglioso di avere anche lui un pezzo del famoso Canova. Eccolo qua, tra l'altro lo vediamo nel famoso inventario disegnato del Lazzari, lo vediamo assieme a mille altre cose. Eccolo qua, voi sapete che abbiamo questo straordinario inventario disegnato di Casa Correr, della collezione Correr, quando era ancora appunto nella sua sede d'origine. Eccolo qua, inequivocabilmente in Casa Correr. Ecco, nel 1836 Casa Correr viene aperto ufficialmente al pubblico, quindi siamo 6 anni dopo il lascito e dopo la morte di Teodoro, viene aperta appunto al pubblico, c'è ancora, è ancora così, sul portale Raccolta Correr. E cosa succede? Succede che Correr muore appunto nel 30.
l'amministrazione della sostanza Correr, cioè del patrimonio connesso a questo lascito, che era molto consistente, viene assunto da quello che era già stato l'uomo di fiducia, l'amministratore, diciamo, di Teodoro Correr. Filippo Trois, il padre di quello che poi sarà un famoso tassidermista veneziano all'origine del Museo di Storia Naturale, ma altra storia, però sempre la stessa famiglia. Filippo Trois, ispirato quasi certamente, questo lo si capisce proprio dal carteggio individuato nell'archivio, ispirato da Luigi Zandomeneghi, acquista 10 bassorilievi e 2 grandi busti, i cui soggetti sono esattamente quelli che noi sappiamo essere stati presenti nella raccolta, o meglio nell'appartamento canoviano del procuratore Cappello, e che appunto ne avevamo perse le tracce, e Giuseppe Pavanello ha individuato notizia di questo identico nucleo, proprio precisamente indicato soggetto per soggetto nel 1825, offerto in acquisto da Pietro Manin alla Galleria dell'Accademia, questo appunto nel 25, e che l'Accademia rifiuta. Abbiamo appunto il forte sospetto che si tratti sempre degli stessi gessi, appunto ex Cappello, i quali quasi certamente sono proprio gli stessi pezzi che 9 anni dopo, nel 1834, Filippo Trois, ispirato appunto consigliato da Luigi Zandomeneghi, acquista per il museo, proprio attingendo alla sostanza Correr. Ecco spiegato il perché nei vecchi inventari i pezzi vengono identificati proprio come provenienza Correr, ma non perché acquistati da Teodoro, ma acquistati con la sua sostanza successivamente dall'amministratore Trois, appunto nel 1934. Interessante perché abbiamo la fortuna di conservare proprio molto completa la documentazione di questo acquisto e della sistemazione di questi pezzi. Sappiamo che nello stesso 1934 l'acquisto viene fatto nel perfezionato nel marzo del 1934, i pezzi erano posseduti da un certo Giuseppe Fedeli, erano conservati, non erano allestiti, erano conservati in un magazzino presso un certo Giambattista Girardi in Rio Marin, cosa abbastanza singolare perché in Rio Marin c'era anche l'originale palazzo dei Cappello, quindi della famiglia d'origine del procuratore. Vabbè, come dire, sono ancora dei punti oscuri da chiarire. Fatto sta che appunto da questo magazzino Giuseppe Fedeli vende i pezzi, 10 bassorilievi e 2 grandi busti a Filippo Trois, e la documentazione ci restituisce anche proprio completa tutta la trafila che nelle settimane successive è stata necessaria per trasportare a casa Correr, per quindi trasportatori, viene nominato sempre evidentemente su consiglio di Zandomeneghi un po' un restauratore, uomo di fiducia che dovesse sovrintendere appunto al trasporto e al riallestimento. È molto interessante perché si tratta di un giovane allievo dello Zandomeneghi, Domenico Paronuzzi, figura interessante che è stata recentemente anche chiarita da Grandonio, una figura che poi così morirà abbastanza presto, nemmeno quarantenne. Mi pare che a lui tra l'altro recentemente è stato riconosciuta la paternità di un piccolo San Giovannino, mi pare, presso la Gipsoteca di Possagno in marmo. Fu così incaricato dal famoso Feldmaresciallo Nugent e così trascorse gli ultimi anni della sua vita appunto
più che da scultore come direttore lavori e architetto, per appunto ristrutturare un castello che presso la città di Fiume in Croazia appunto aveva acquistato questo feldmaresciallo, viene un antico castello rinascimentale che viene appunto romanticamente trasfigurato appunto presso da Paronuzzi, tuttora esistente, presso Tersatto, siamo proprio alla periferia di Fiume, che è pratico di quelle zone, ci si passa vicinissimi con proprio sotto quasi, percorrendo l'autostrada tangenziale di Fiume. Il Paronuzzi appunto dovette farsi carico appunto di sovrintendere la messa in opera presso Casa Correr di questo nucleo di gessi. Abbiamo anche un suo disegno proprio molto esplicativo, quindi nella galleria vedete al secondo piano dello stabile, però poco illuminata, ahimè, perché vedo finestre solo sul fondo. Dispone i 12 gessi sulle pareti, in realtà se ne contano 11 probabilmente su un risvolto breve, doveva esserci anche il 12°, e i 2 grandi busti che sono quello evidentemente di Papa Rezzonico e della religione, esattamente i soggetti che ci sono. Poi abbiamo anche tutte le altre fatture, diciamo, rilasciate dal muratore, anche dal pittore, che per esempio sappiamo che tutto questo ambiente fu, per dare risalto ai rilievi, fu dipinto in verde, e ci immaginiamo anche quale tipo tipico di verde che andava per la maggiore in quei tempi potesse essere. E poi anche però Paronuzzi dovette incaricarsi di restaurare questi pezzi che evidentemente in tutti questi anni dovevano aver avuto dei tormentosi trasferimenti, immagazzinaggi, sistemazioni, per cui probabilmente erano molto danneggiati, tant'è che appunto nella sua fattura poi Paronuzzi indica anche l'acquisto di scagliola, sapone, gomma arabica e biacca. Ecco spiegato, no? Quindi dovete restaurarli, ma dovete anche evidentemente ripatinarli, no? Quindi riomogenizzarli dal punto di vista proprio superficiale estetico, ed ecco qui documentata appunto tutta quella parte, no? E guardi nuovamente Gea Provinciali che questi pezzi ha restaurato per la mostra proprio del 92, dove per la prima volta si rividero, poi furono allestiti in museo, e che appunto furono ritrovati, come dire, con questi rifacimenti non proprio ortodossi, e anche con degli strati proprio di ripatinatura molto scurita e alterata, no? Ecco spiegato, proprio l'archivio ha potuto svelare, diciamo, anche questo particolare dettaglio conservativo delle opere. Ecco, direi che ho praticamente finito di raccontarvi questa piccola vicenda museale, che può essere significativa proprio perché ha significato appunto la realizzazione a Venezia in anni tutto sommato ormai un po' tardini, cioè quindi negli anni 30 dell'Ottocento, di una gipsoteca canoviana pubblica, no? Proprio annessa alle civiche raccolte. Ecco, questi bassorilievi, poi ecco, qui li scorriamo, sono famosissimi. Queste fotografie sono ancora prima della cura Gea e Stefano Provinciali. La famosa morte di Priamo. Come dicevo, molti di questi soggetti sono posseduti dal museo in doppia serie. Alcuni sono oggi in deposito temporaneo presso Palazzo Ferrofini e 2 anche presso le gallerie dell'Accademia. Ecco qua i dettagli, ecco qui probabilmente la sistemazione su 2 giozzole che 2 mensole, il grande busto della religione che, come ieri ricordava il professor Pavanello, così è stato significativamente accostato, no? Una specie di prototipo ispirativo da parte di Bertoldi, no? Per l'indipendenza
la grande indipendenza di New York, della libertà. E l'altro, evidentemente, Papa Rezzonico, eccolo qua. Ed eccoli qua, l'allestimento recente, terminato nel 2015, appunto, che si è valso dell'aiuto fondamentale dei comitati privati, soprattutto Venice Foundation e il comitato francese per Venezia. Grazie. Ecco. Grazie. Grazie ad Andrea Bellieni che ci ha portato dentro la lunga e complessa storia delle collezioni dei civici veneziani riguardo a questi preziosi materiali canoviani, grazie al ricordo di Stefano Provinciali, che insieme con sua moglie Gea, che è qui, hanno veramente dedicato una vita al recupero delle opere di Canova, compiendo un percorso inverso a quello di Antonio, da Roma a Venezia anziché da Venezia a Roma. Invito adesso il professor Guido Zucconi, professore per lunghi anni, fino a recentissimo, a pochissimo tempo fa, allo IUAV di Venezia, professore di storia dell'architettura e studioso dell'architettura tra 8 e 900 a Venezia e non solo. Il convegno che lo costringerà a lasciarci riguarda l'igienismo in Italia, che è il soggetto del suo ultimo libro, ma oggi ci parlerà soprattutto del ruolo di Gian Antonio Selva. Dunque, io ringrazio innanzitutto gli organizzatori, Nico Stringa, la stessa Paola Marini, ringrazio per avermi fatto parlare adesso. Come tutte le persone maleducate me ne andrò via dopo il mio intervento, ma veramente devo fare necessità, chiamiamola virtù, anche se non è virtù, e anche il mio intervento sarà un intervento marginale, nel senso che io toccherò la figura di Canova, ma il mio intervento è soprattutto centrato sulla figura di Gian Antonio Selva e sui rapporti tra i due, in particolare rispetto ad un tema molto molto specifico, cioè la riforma dell'Accademia di Belle Arti, che ha un lungo avvio, comincia all'inizio dell'Ottocento, 1803 è il nuovo statuto, e poi prende il via nel 1807, più o meno quando arriva Cicognara. L'Accademia di Venezia, nonostante in tempi non lontanissimi si siano celebrati 200 anni con una serie di pubblicazioni molto ricche, era in realtà cosa abbastanza modesta, come già la sua sede, il fondachetto della Ferine, dimostra, più o meno nell'area dove oggi c'è la Coffee House. E introduco la figura di Selva, ovviamente parlando della sua formazione. La sua formazione è particolarmente importante per capire quello che lui intenderà fare, in parte con Canova, in parte di sua spontanea volontà, per riformare la scuola di architettura, una delle scuole in cui si divide l'attività dell'Accademia. La formazione di Selva, che nasce nel 1651, è un misto di forme antiche d'antico regime e forme nuove, innovative. Da una parte egli ha una educazione che prescinde totalmente dall'Accademia, dall'istituzione, riceve una istruzione direttamente a casa, dagli AI, a cominciare da suo zio Antonio, Pier Antonio, mi ricordo il nome esatto, vabbè, insomma, lo zio arciprete, che gli dà i primi rudimenti di matematica e che lo introduce a Tommaso Temanza. Ecco, il vero maestro di Selva è Tommaso Temanza. Tommaso Temanza è un personaggio che è stato assai poco studiato, secondo me molto meno di quello che meriterebbe, e che dimostra della persistenza del modello palladiano.
Io non sono assolutamente d'accordo con chi parla di neopalladianesimo, di Palladian Revival, perché in realtà la presenza di Palladio è continua lungo tutta l'età moderna. Addirittura Selva parlerà di 18 edizioni, più o meno fedeli all'originale, più o meno critiche, che vengono stampate tra Vicenza e Bassano dal 1570, quando esce la prima edizione di 4 libri, fino alla fine del Settecento. Le vite dei più celebri architetti e scultori veneziani in realtà è un libro concepito per dimostrare la superiorità di Palladio rispetto agli altri architetti. Perché Palladio è superiore? Per questa capacità di rispondere, da una parte di essere fedele ai modelli antichi, ai modelli archetipi, ma dall'altra parte di rispondere sempre con estrema precisione, con estrema capacità alla domanda che gli viene posta di volta in volta. Temanza, nelle pochissime realizzazioni come la chiesa della Maddalena, si dimostra un palladiano di ferro. Qui vediamo una riproposizione ad altra scala del tempietto di Villa Maser. Ma nello stesso periodo, negli anni in cui Selva studia, nel 1678, la prima edizione, esce questa edizione rivista, rimpastata dei 4 libri di Ottavio Bertotti Scamozzi. Anche qui nell'idea di rendere spendibile, mutatis mutandis ai tempi loro, l'insegnamento di Palladio. Bertotti Scamozzi rappresenta un punto di partenza molto importante per Selva, lo vedremo in questo metodo che potremo chiamare di dissoluzione e ricomposizione degli elementi che compongono l'architettura palladiana. Queste sono tavole prese da Bertotti Scamozzi, ma non possiamo non parlare dell'alunnato a Roma. Ecco, dicevo, elementi arcaici, elementi fortemente innovativi. Selva è uno dei primi che compie un lungo alunnato, non soltanto a Roma, che diventerà la sede privilegiata per gli architetti veneti e non soltanto veneti, ma per la prima volta visita alcune importanti capitali europee, Parigi, Londra e Amsterdam. In parte lo farà con Canova, in particolare a Londra. Nella Roma di allora, tra Roma e Venezia, incontra una serie di personaggi straordinari, da Piranesi, Piranesi in realtà non lo incontra, dice in una sorta di diario che proprio mentre lui arrivava a Roma, Piranesi se ne stava andando. A Venezia incontra Algarotti e conosce tutta una serie di personaggi come Francesco Milizia. Francesco Milizia è l'autore, possiamo dire, dell'ultimo trattato di architettura, un trattato che avrà un grandissimo successo e che sarà ripubblicato per moltissimo tempo. Francesco Milizia, che incontra sia a Parigi ma soprattutto a Napoli, Francesco Milizia è convinto che l'enciclopedia francese, l'illuminismo, debba richiedere una revisione radicale dei trattati di architettura, trattati che devono avere un andamento di tipo induttivo e non più deduttivo, partire dai sistemi costruttivi, gli stessi che sono stati rappresentati nell'enciclopedia francese. Troviamo nelle pagine di Milizia molte pagine che riecheggiano l'enciclopedia francese. In questo lungo alunnato che va dal 1789, diciamo in generale, questa lunga formazione che dura fino al 1782, quindi quando si affaccia sul mercato professionale, chiamiamolo così, Selva è già un uomo di 31 anni rispetto alle medie, rispetto alle età medie che troviamo altrove, è un'età un'età adulta, non più un'età giovanile. Incontra, vi dicevo, Canova soprattutto nei viaggi che compie durante il periodo romano, in particolare il viaggio che compie a Napoli e nelle zone archeologiche. Lui ne compie 2, uno accompagnato da Pindemonte e Vaudoyer, il secondo accompagnato da Canova nel 1779. Vi dicevo, con il successo del progetto per il Teatro La Fenice, nel 1779, sembra avviata una gloriosa carriera di architetto aggiornato, di architetto che tiene conto della tradizione, ma al tempo stesso sa, come dire, cimentarsi coi temi nuovi. Ma in realtà quello che egli compie negli anni tra il 1780
insomma più o meno tra l'epoca del progetto per la Fenice e la fine dell'Ottocento, sono anni in cui svolge una modesta attività di architetto, soprattutto per conto di privati, a differenza di quello che avverrà nella seconda parte della sua vita, quando con i napoleonici diventerà architetto municipale della città. Ma vorrei soffermarmi sul metodo didattico, perché Selva dal 1696 entra a far parte di quell'accademia che ha tanto disprezzato, la quale secondo il suo punto di vista insegna soprattutto a diventare pittori prospettici che sanno ben disegnare l'architettura ma che non hanno la minima nozione di architettura statica, come la chiama lui, cioè architettura solida, architettura ben piantata per terra, che richiede conoscenze nel campo delle matematiche, delle fisiche e ovviamente delle tecniche costruttive. È interessante parlare del metodo di Selva nei primi corsi di composizione, perché in realtà parte appunto da una rielaborazione degli elementi palladiani. Qui vediamo la Villa dei Leoni a Montagnana, la quale è stata realizzata soltanto per la parte centrale. Ancora oggi, se andate a Montagnana, trovate il corpo centrale, non le ali, e prima Bertotti Scamozzi, questa è una tavola presa da Bertotti Scamozzi, poi Selva nel corso che tiene all'Accademia fa ridisegnare, fa ricomporre la villa secondo il progetto originale o presunto tale, però rielaborando le due ali. Ecco, questo è, come dire, la chiave del metodo di insegnamento. Le architetture degli antichi, ma soprattutto le architetture di Palladio, vengono ridotte negli elementi fondamentali, una sorta di reductio agli elementi primari, e poi vengono rielaborate, ricomposte secondo rigorosi criteri di simmetria. Gli architetti o chi si occupa di architettura ha sentito molto parlare del metodo Durand, no? L'école des Ponts et Chaussées si insegna questo metodo di scomposizione e riaggregazione di Durand, che in realtà è una rielaborazione del metodo palladiano. Qui vediamo tavole che non capiamo mai se sono di mano di Selva, come sembra, o se sono rielaborazioni degli studenti. Questo metodo poi viene applicato anche per una serie di altri progetti. Qui vediamo alcuni tra i pochi progetti realizzati in questa fase, soprattutto la vincita al concorso per la Fenice gli dà la possibilità di progettare due teatri, il teatro di Adria, che sarà poi realizzato su tempi molto lunghi, e quello di Trieste, che non sarà realizzato. Realizza edifici pubblici, privati, come Palazzo Dotti a Vigo d'Arzere. Come vedete dalla scritta, i disegni che vi presento in parte vengono dal Museo Correr, in parte provengono dal fondo dell'Accademia. Proprio nel fondo dell'Accademia è molto difficile ciò che è di Selva da ciò che è dei suoi allievi. Ecco, vedete, questo tentativo anche di fronte a un assetto complesso, articolato, di ritrovare una simmetria, guardate la facciata in basso a destra, e di ritrovare un modo per ricomporre gli elementi ripresi da Palladio. Passo in fretta, questa è una composizione fatta all'interno del corso, scomponendo e ricomponendo gli elementi che sono in Palazzo Chiericati a Vicenza. Ma veniamo a quello che costituisce il punto centrale della mia riflessione, cioè la riforma dell'Accademia di Belle Arti, in particolare della Scuola di Architettura, che ha inizio nel 1803 col nuovo statuto, cioè in età austriaca, badate bene, si dice spesso che la riforma dell'Accademia è dovuta ai napoleonici. In realtà anche qua assistiamo alla compresenza di elementi di continuità e di discontinuità. C'è una continuità di fatto, secondo me, di fronte a una volontà di discontinuità. Vedremo come i francesi vorranno porsi in termini di discontinuità, e la riprova ce l'abbiamo nella cacciata di tutto il corpo docente, fatto salvo Selva dopo alcune esitazioni e David Rossi. Ma però nei fatti la riforma comincia in età austriaca, sono soprattutto Selva e Canova che se ne occupano nel 1804 e nel 1805. Quello che sto per raccontarvi viene da una serie di materiali
che sono nell'Archivio di Stato di Milano, dove si può seguire con estrema precisione la genesi della riforma dell'Accademia. Nel 1804 Selva e Canova presentano il primo preliminare che fa seguito allo Statuto e che apre, diciamo, un nuovo modo di pensare alla scuola di architettura. Appunto, qui comincia con una fortissima critica con la vecchia scuola, dice: l'architettura fino ad ora non vi ebbe mai loco che relativamente alla prospettiva, cosicché tra i professori accademici di architettura furono ognora scritti soltanto pittori prospettici e niuno architetto statico. E qui nasce la riforma che doveva comprendere insegnamenti nuovi, che doveva comprendere anche insegnamenti come le matematiche e le fisiche, e soprattutto avviare ad una capacità costruttiva. Addirittura parla di passata decadenza, parlando della scuola di architettura prima della riforma Selva-Canova, che sarà poi fatta propria dai napoleonici. Ecco, appunto, nel 1806 c'è il cambio di regime dall'Austria alla Francia, e il 1807, come vedremo, è l'anno chiave. I napoleonici e Napoleone stesso sono nella fase aurea, è Napoleone imperatore, che è stato incoronato a Parigi, non è stato Napoleone che è andato a Roma, è stato il Papa che è andato a Parigi a incoronare Napoleone imperatore. E Selva prepara per l'arrivo dell'imperatore nell'autunno, alla fine di novembre del 1807, una serie di archi trionfali, di cui il più noto è questo, da un dipinto di Borsato, lui stesso docente presso l'Accademia, un edificio di grande interesse, lo chiamo edificio non a caso, un edificio che potremmo chiamare polisemico, usando una frase, un termine un po' importante, non soltanto perché celebra l'arrivo di Napoleone, ma anche perché per la prima volta guarda verso la terraferma. Di solito gli archi trionfali venivano collocati nel bacino di San Marco, no? Pensando che il visitatore provenisse dal mare. In questo caso proviene dalla terraferma, perché Napoleone risiedeva nella villa che è diventata imperiale a Stra. E qui il polisemico anche perché, curiosamente, alla realizzazione di questo edificio posticcio collaborano tutti quei docenti che hanno fino a quel momento lavorato all'Accademia, dopo non lavoreranno più. È una specie di canto del cigno, di testamento finale. Ci lavora lo stesso Selva, che in realtà non era sicuro di una sua permanenza. Appunto, nel segno della discontinuità, i napoleonici vorrebbero un corpo docente completamente nuovo. È l'intercessione di Canova che permette a Selva di restare. Canova è un uomo politicamente capace di fronteggiare qualsiasi mutamento di carattere politico, a differenza di Selva, che molto patirà i cambi di regime. Selva poi, tra l'altro c'è una lettera in cui Canova critica un po' questo edificio, dicendo che secondo lui le colonne sono troppo esili, che andrebbero rafforzate. Ce n'è un secondo, sempre realizzato dallo stesso team, che sta all'imbocco di quello che sarà il Rio Novo, di fronte a Palazzo Balbi. Ma vorrei anche introdurre un elemento che spesso sfugge. Quando arrivano i napoleonici, a Venezia abbiamo due tipi di architetti caricati di particolari responsabilità. C'è l'architetto municipale, come sarà Selva, che si occupa della commissione di ornato, istituita all'inizio del 1807, e dei cosiddetti bâtiments civils, degli edifici pubblici, molti dei quali, anzi quasi tutti, ricavati da ex conventi soppressi. E poi c'è l'architetto camerale. L'architetto camerale è quello che risponde direttamente al viceré o re d'Italia Eugenio di Beauharnais o all'imperatore stesso, che dovrebbe occuparsi dei beni camerali. L'architetto camerale si chiama Luigi Canonica. In realtà a Venezia non metterà mai piede, se non per una brevissima visita a Villa Stra, ma demanderà due suoi collaboratori, prima Antolini e poi Soli, del compito di agire da architetti camerali, il che vuol dire lavorare sulla sistemazione di Piazza San Marco, dove infatti Selva non mette becco. Qualcuno ha scritto Selva non aveva tempo, era troppo impegnato. No, Selva doveva statutariamente occuparsi d'altro, non dei beni camerali
come il futuro Palazzo Reale. Infatti il progetto è di Antolini, ma l'abbiamo già visto, lo conoscete tutti, anche questo è per mano prima di Antolini, poi di Soli, e introduco Cicognara come elemento simbolico, quasi totemico, di questa trasformazione dell'Accademia, di cui lui nel 1807 diventerà presidente. Anche la figura di presidente è prevista nel nuovo statuto. L'estate del 1807, diciamo ciò che va da aprile a ottobre, è la fase chiave. Perché la fase chiave? Innanzitutto non era del tutto deciso che la nuova Accademia si installasse nell'ex convento e nella scuola della Carità. All'inizio ci sono due opzioni in ballo: l'ex convento di Santa Caterina, dove poi si insedierà il liceo nazionale, ora liceo Foscarini, e l'Accademia. Il primo progetto dell'Accademia dell'Accademia collocata nel convento della Carità è di Antolini, ancora una volta, quindi sembra un problema di ordine camerale più che municipale. E il primo intervento di Selva lo vediamo in un'interessantissima relazione che sta anch'essa all'Archivio di Stato di Milano, dove mette a confronto le due ipotesi, il convento di Santa Caterina e l'ex convento della Carità, vantaggi e svantaggi. Ad avviso di Selva la situazione, la collocazione nella Carità ha solo uno svantaggio, di essere decentrata, di essere in un posto poco accessibile, ma ha grandissimi vantaggi. Il primo è di avere maggiori spazi, di avere una potenziale grande aula per le riunioni, e terzo c'è Palladio. Ancora una volta torna fuori il nome di Palladio, in questo caso identificato nel prospetto del tablino, dove poi si insedierà la scuola di architettura. Siamo all'inizio dei lavori, poi con grande rapidità, come spesso accade con l'amministrazione napoleonica, già nel maggio del 1807 si appaltano i lavori che saranno ultimati nell'ottobre. Nel frattempo viene costruito un vero e proprio organigramma della scuola. Qui vediamo entrare in gioco Antonio Diedo, che fino a quel momento non abbiamo visto in scena. Diedo diventerà il segretario dell'Accademia, avrà un grande ruolo nel, prolungare l'effetto Selva, se mi consentite questa misteriosa affermazione che dopo cercherò di spiegare, per lungo tempo. Diedo non soltanto insieme a Selva ricolloca, va a definire una allocazione delle diverse funzioni. La scuola di architettura ha la parte maggiore, la scuola di architettura a cui è aggregata la scuola di ornato, e qui ci sarebbe da fare un ragionamento interessante, perché Selva all'inizio non voleva che ci fosse una scuola d'ornato, voleva che gli studenti iniziassero immediatamente con l'architettura statica. E qui ancora una volta viene fuori Palladio e viene fuori il rapporto con Temanza. Ci sono nel carteggio tra Temanza e Selva, quando Selva è a Roma, delle bellissime affermazioni di Temanza, che gli ripete: ricordati che tu sei un architetto veneto, che tu discendi direttamente da Palladio, che tu guardi alla solidità degli edifici e ti prego non ti fare attrarre, dice, dall'arzigogolato romano che tanto piace ai romani e ai barocchi. Quindi il nome, se volete, di questo lascito temanziano inizialmente non vorrebbe una scuola di ornato, che in realtà ci sarà e sarà aggregata, diventerà la parte preliminare della scuola di architettura. L'idea poi di avere un anno di ornato a cui poi gli studenti accedono ai 2 anni successivi della scuola di architettura vera e propria e saranno collocati nello stesso spazio. Diedo comincia a raccogliere anche le iscrizioni. Nell'autunno del 1807 abbiamo 31 studenti iscritti alla scuola di pittura e 28, scusate, dico delle cifre a caso, ma poi ve le descriverò in modo esatto, su un numero leggermente inferiore di iscritti alla scuola di architettura e ornato insieme. Non c'è menzione della scuola di scultura, e questo è un aspetto su cui ragionare, cioè quando si parla di come allocarli c'è riferimento alla scuola di scultura che sarà collocata al pian terreno, ma non si parla di studenti. Perché questa misteriosa omissione? No? Possiamo fare varie ipotesi. Una, io ve la butto lì, non prendetela troppo seriamente, ma negli anni immediatamente successivi Selva disegna
la casa atelier per Canova, che sorge a pochi passi dall'Accademia, da quella che sarà la sede della futura Accademia, cioè siamo tra Rio di Ognissanti e Le Zattere. È un edificio molto grande, è un edificio che funziona ben di più che semplice residenza privata e studio, tant'è che in una lettera Canova dice no, non chiamiamolo studio privato, direi che è più uno stabilimento dove la gioventù può venire a prendere l'arte e la scultura. Allora il dubbio, ma ve la pongo veramente come boutade, quasi come ipotesi, che a un certo momento siano stati sfiorati dall'idea di collocare la scuola di scultura, tutta o in parte, in questa sede altrimenti spropositata per dimensioni e per carattere architettonico, che sorge a poca distanza dalla sede della futura Accademia. Ecco, vedete questi prospetti, ci sono delle lettere in cui siamo alla fine del 1809, in cui Canova parla di questo progetto, lo apprezza molto, ama molto il porticato, tant'è che vorrebbe a un certo momento che l'intero edificio fosse circondato da porticati. Siamo arrivati quasi alla fine della vicenda e del mio intervento, perché in realtà quello che impressiona, parlando del periodo napoleonico e di quello che avviene, è il tempo ridottissimo. Ho detto nel 1807, autunno del 1807, anche il momento in cui arriva Cicognara, e il 1811-12, perché si comincia nel 1812 ad avvertire i primi scricchioli del 1812, la disastrosa campagna di Russia, quindi l'astro di Napoleone non è più luminoso come era all'inizio, tutti cominciano un po' a guardarsi attorno, a capire che questo mondo sta per crollare. Selva però ci lascia questo importantissimo edificio, diciamo questa grande costruzione dedicata all'architettura di Venezia, alle fabbriche e monumenti cospicui di Venezia, che in realtà ripercorre il corso che ha tenuto alla scuola di architettura, viene pubblicato in 2 volumi, un primo nel 1815, quindi Selva è ancora vivo, Selva morirà nel 1819, e il secondo, postumo, uscirà circa 10 anni dopo, sempre con la firma di Selva, ma in realtà realizzato da Antonio Diedo. Il primo volume è quasi del tutto centrato su Piazza San Marco, i monumenti, i grandi edifici di Piazza San Marco, mentre il secondo edificio invece su altri edifici della città di Venezia. Anche questo concepito per dimostrare la superiorità palladiana e dei suoi emuli rispetto agli altri. Concludo parlando dell'ultimo scambio di lettere, tra le ultime lettere che Selva e Canova si scambiano, mi corregga Pavanello se sbaglio, riguardano l'architettura, riguardano la costruzione del cenotafio museo di Possagno, dove Selva dà molti consigli a Canova su come concepire l'architettura, ma badate bene che poi Canova risponde alla pari, non è che semplicemente ci sia uno che accetta i consigli dell'esperto. Quindi insomma la vita professionale, la vita di docente di Selva in realtà si riduce ad un periodo molto breve ma molto intenso. Credo che più di altri suoi coetanei Selva abbia patito la drammaticità dei tempi, il continuo passare da un regime all'altro. Il Veneto, come voi tutti sapete, vive una situazione particolarmente sfortunata, particolarmente travagliata, diciamo. Dopo la caduta della Repubblica ci sono 6 mesi di dominio napoleonico, a cui succede un periodo austriaco, considerato periodo di grande grigiore e di assenza di iniziative, cosa non del tutto vera, poi c'è il ritorno dei napoleonici ed infine, pochi anni dopo, il ritorno dei francesi. Ecco, ben più di Canova, Selva patisce questa condizione difficile e io mi fermo qui, non parlo del Selva architetto, mi sembrerebbe fuori luogo, ne parlerò di più magari il 7 dicembre, quando in questa stessa sala dovrò parlare di nuovo di Selva e di Canova, nel ciclo che Camillo Tonini ha pensato e progettato. Quindi insomma Selva un uomo complesso, un uomo di grande
apertura, capacità di guardare oltre Venezia, oltre il proprio recinto, che avrà un'influenza fortissima. Diciamo che la riforma voluta da Selva e da Canova, almeno per quanto riguarda l'architettura, avrà riflessi e validità fino alla metà dell'Ottocento, diciamo fino all'arrivo di Pietro Selvatico Estense nel 1847 e il nuovo richiamo all'architettura del Medioevo, no? Che in parte sostituirà questo ossessivo richiamo di Selva all'architettura degli antichi, quasi sempre filtrata dalla capacità di Palladio di rimettere in gioco e in discussione questi elementi. Quindi quello che viene da domandarsi davanti alla figura di Selva, forse ancora di più che di Canova, è se siamo di fronte all'ultimo degli antichi o al primo dei moderni. Grazie. Grazie. Grazie a Guido Zucconi per questo ricco intervento, da una parte di contesto e dall'altro di approfondimento, soprattutto per quello che riguarda questo straordinario progetto di uno studio monumento, di uno studio per Canova nei pressi dell'Accademia. Chiedo ora di intervenire Fabrizio Malacchin, il quale è dirigente di tutta la cultura a Treviso, dai musei alla biblioteca, al turismo, all'assessorato alla cultura. Ah, scusami, scusami Rosa, restituiamo Malacchin, scusami. Abbi pazienza perché ci siamo... Intanto avete visualizzato Malacchin. No, è perché si sovrappongono due programmi, quello di prima e quello di adesso. Noi che siamo conservatori museali di nome di fatto ci atteniamo al programma precedente che prevedeva la presenza di Rosa Barovier Mentasti. Come mi suggerisce Camillo Tonini, Rosa Barovier Mentasti è Andrea Bellieni è una studiosa indipendente. Oggi usa dire così, ma soprattutto per tutti noi che la conosciamo da decenni sappiamo quanto si sia impegnata nella conoscenza, nella divulgazione a tutti i livelli del vetro, di questa grandissima arte muranese di cui Rosa Barovier è veramente una incarnazione, una testimone attivissima. E da questo punto di vista è anche responsabile per l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti di questi incontri di alto livello, molto qualificati e specialistici che si tengono da anni sul vetro, ma anche di numerosissime altre iniziative di cui la ringraziamo. Sappiamo che il nostro preziosissimo Valerio è un affezionato delle chiavette e quindi adesso ciao Guido, grazie infinito, dovevamo veramente fare la mostra. Sappiamo. Intanto comincio dicendo due Rosa, cose. grazie. Semplicemente che il mio è un intermezzo molto più leggero, meno impegnato, non è un intervento che riguarda le grandi arti. Mi metto qui forse meglio, vero? Ma le grandissime arti. No, cioè... Dunque, che riguarda arti nobili come l'architettura e la scultura, non riguarda direttamente Canova ma il periodo canoviano, e riguarda soprattutto una comunità artigianale quale quella di Murano in assoluta periodo di crisi. Per cui diciamo che forse questo periodo che va dalla fine del Settecento io mi dilungherò anche sulla prima metà dell'Ottocento, ma il periodo appunto napoleonico e austriaco è un periodo di grandi difficoltà per Murano che potrebbe riguardare più gli studiosi di storia dell'economia, di storia sociale, che di storia dell'arte vetraria, perché di arte vetraria, diciamolo, ce n'è abbastanza poca. C'è produzione vetraria, ma manufatti cosiddetti artistici in questi decenni
faticano a uscire dalle fornaci di Murano. La crisi di Murano è dovuta certamente alla caduta della Repubblica Veneta, alla cessazione, alla chiusura delle corporazioni, le arti veneziane, che comunque in qualche modo si facevano portavoce presso le autorità politiche delle esigenze dei vetrai, in questo caso. Dovuta alla crisi economica generale della città, è dovuta anche al fatto che il vetro di Murano, fino alla metà dell'Ottocento, dalla fine del Settecento, è assolutamente fuori moda. Cioè non piace. Piace il vetro inglese, il grande cristallo purissimo, intagliato soprattutto inglese, piace moltissimo il cristallo, il vetro colorato boemo, soprattutto nel periodo Biedermeier. Il vetro veneziano non interessa a nessuno. Per cui e quindi abbiamo un'isola con migliaia di abitanti come Murano, che viveva soprattutto nell'attività vetraria, che vede per la prima volta, dopo molti secoli, dal Medioevo in poi, il primo periodo di vera povertà. E una cittadina che aveva anche dei personaggi autorevoli, molti alfabetizzati, che è notevole anche per il 400 e 500, che cade nella miseria. Quindi un panorama molto squallido che non si era mai visto precedentemente. Speriamo di non cadere in questa situazione oggi con la recessione economica e la crisi energetica che colpisce pesantemente le vetrerie di Murano che funzionano a gas. Quindi qual è il sostentamento dei muranesi? La produzione di conterie, di perle in generale, che vengono soprattutto esportate nelle colonie. Quindi sono perle che suscitano un relativo interesse dal punto di vista, diciamo, artistico, tra virgolette, in quanto sono sempre uguali a se stesse per secoli, quindi da secoli lo sono all'inizio dell'Ottocento, e in quanto, come scrivono alcuni autori dell'epoca, scusate se sono politicamente scorretta, dicono che vanno bene per i selvaggi, che sarebbero i nativi americani, soprattutto gli africani. E soltanto negli anni 20 e negli anni 30 si comincia a pensare a concepire dei prodotti di perle così destinati invece a un mercato europeo, per esempio, che viene considerato appunto meno selvaggio, più acculturato così. Altro prodotto sono i vetri d'uso comune, che stentano però comunque a avere un mercato, perché di quelli se ne possono produrre anche altrove, non è che è necessario essere maestri muranesi per produrre delle bottiglie da vino o da birra, e in conseguenza grandi difficoltà. Un aiuto, e qua devo capire come viene proprio da iniziative che hanno luogo nel periodo di Canova, ma connesse soprattutto a Borsato piuttosto che a Canova. Questa è la parte inferiore di una tavola, che poi superiore di una tavola, che poi nella parte inferiore c'ha il piano. È un tavolo che è stato notissimo. L'abbiamo anche visto in un precedente intervento, il ripiano così come attualmente, che è stato inserito nell'omaggio delle province venete all'imperatore Francesco I d'Austria per il suo matrimonio con Carolina Augusta di Baviera, che viene disegnato da Borsato, però realizzato da un vetraio veneziano, Benedetto Barbaria, e anche questo è già stato detto. È stato, parlo di un argomento, cioè questo della produzione di, composizioni decorative per mobili. Non parlo ancora di intarsi o di commessi, come avverrà dopo, che forse possono dare una qualche idea a qualche produttore veneziano muranese, perché il vetro non è più confinato dopo la caduta della Repubblica solo a Murano, all'idea di qualche possibile sviluppo che si vedrà però nei decenni a venire. E io questo volevo far capire, spiegare che in realtà quello che avviene in età canoviana, in età napoleonica o prima età austriaca,
non è che l'inizio di qualcosa che avrà il suo pieno sviluppo nei decenni a venire e che in realtà costituisce un tema che non è stato mai estensivamente affrontato dagli storici dell'arte vetraria. Di solito tutti gli storici si occupano soprattutto di vasi, di vetri soffiati, decorati a caldo, così. Qua siamo in un campo diverso che meriterebbe uno studio e una pubblicazione esauriente che certamente piacerebbe moltissimo per le stupende fotografie di manufatti coloratissimi. Quindi questa è una tavola dell'omaggio delle province venete pubblicata nel 1818. Un tavolino donato a Francesco I d'Austria, però è un manufatto di Barbaria, però questo famosissimo oggetto tuttora esistente è stato preceduto, come è stato già detto, da un precedente manufatto sempre dello stesso Barbaria, ed era invece un tavolino rettangolare, un bureau plat, realizzato nel 1811 come spontaneo dono di Barbaria a Napoleone I. Questo è il progetto conservato nell'archivio del Museo Vetrario di Murano di quello che doveva essere, nell'idea di Barbaria, la composizione con canne e con similgemme di vetro del piano di un tavolo appunto destinato proprio all'imperatore francese. E questo è un dettaglio, per esempio, della parte centrale, scusate, rovesciata, ma insomma. Sappiamo, perché il manufatto esiste ancora, che questo tavolo in realtà è stato realizzato con delle lievi modifiche. Il tavolo è conservato al Museo Napoléon, presso il castello di Fontainebleau, e devo dire che io avevo visto i disegni, abbastanza deludente. In pratica Barbaria, in questa sua prima prova, fa una composizione che poco si adatta all'uso di questa composizione di tessere, di parti vitree, di canne e gemme vitree, per un uso reale del tavolo. Tant'è vero, e viene quindi inserito in un prolungamento possibile del tavolo, tirando in avanti la parte anteriore, quasi fosse nascosto in un cassetto. Mi pare lo tavolo è pubblicato nel volume di De Feo sul Borsato. Io non sono una storica del mobile e confesso però che mi lascia molto perplessa la modestia di questo manufatto. Non parlo della composizione del vetro all'interno di questa specie di cassetto, del fatto che strutturalmente mi pare abbastanza irresoluto, e quindi tenderei piuttosto a pensare che, se non ci sono prove contrarie, che fosse il prodotto di un decente falegname veneziano a cui Barbaria si è rivolto per inserire la sua composizione vitrea all'interno di questa specie di cassetto. L'idea è interessante, il risultato, devo dirlo sinceramente, mi sembra un po' non risolto, non è un risultato che dà un'idea di un possibile sviluppo di questo tipo di intuizione che ha questo vetraio. Benedetto Barbaria non è di un'antica famiglia muranese, però anche secondo le regole dell'antica Repubblica aveva diritto di produrre vetro, perché suo padre Giorgio, grazie proprio alla produzione di bottiglie d'uso comune, proprio per diciamo in qualche modo premiarlo per aver sviluppato questo settore che poteva aiutare la sopravvivenza del vetro di Murano, era stato inserito nel libro d'oro dei produttori moranesi. Quindi Benedetto Barbaria, al di là del fatto che la Repubblica Veneta era caduta e con lei tutte le sue leggi, in realtà aveva pieno diritto di produrre vetri anche d'arte a Murano, a Venezia. In realtà aveva uno stabilimento, un'azienda, una vetreria nell'area dei Gesuiti, quindi l'area nord di Venezia, prospiciente l'isola di Murano.
Quindi un ambizioso progetto che lui porta personalmente a Parigi, viene ricompensato con 20.000 franchi, riceve una lettera del Duc du Cadore, perché, che è poi il ministro degli affari esteri di Napoleone, per ringraziarlo, però sostanzialmente è un manufatto che, così come lo vediamo al momento, lo videro in quel momento, non dava speranze di ulteriori sviluppi. In realtà, poco dopo c'è il passaggio di Venezia dalla Francia all'Austria. Francesco I viene a Venezia per inaugurare i cavalli ritornati da Parigi nel 1815 e viene portato a visitare proprio la fabbrica di Barbaria, che evidentemente è uno dei pochi che si distinguono nella produzione di vetri. Come vedete è un distinto produttore che non fa vetri soffiati. D'altra parte, come possiamo pensare che tutta la fantasia, le bizzarrie del vetro barocco potessero trovare un'applicazione nel periodo neoclassico e nel periodo impero? Non hanno trovato la strada per poter applicare le abilità dei maestri vetrai del soffiato muranese al nuovo stile che contrastava assolutamente col virtuosismo a cui erano abituati i maestri di vetrai muranesi. Non trovano una via, diciamo, per valorizzare le loro capacità e però anche accontentare i cultori del nuovo stile, la gente ricca e aggiornata, che non era certo la gente che apparteneva all'ancien regime. Questo invece ci mostra le qualità su cui punta Barbaria, cioè non tanto il vetro soffiato, ma il vetro in questo caso sono praticamente delle gemme molate, però di un vetro colorato con una vasta gamma cromatica. E tra loro potete vedere pure in alto al centro la Venturina, un particolare tipo di vetro che ha una storia antica, perché lo conosciamo nei documenti almeno dal 1626, e che in pratica assomiglia all'oro, però in realtà presenta al suo interno delle pagliuzze dorate che sono cristalli di rame metallico che appunto si è cristallizzato nel corso del raffreddamento. Un particolare tipo di vetro difficile da ottenere. Ma Barbaria, ecco qui, tanto per far capire le difficoltà anche tecniche dell'isola di Murano in questo periodo. Quindi non hanno mercato, la crisi economica, tutta una serie di problematiche legate all'organizzazione del lavoro a Murano e anche devono affrontare i problemi tecnici. La Venturina era stata prodotta, per quanto sappiamo, come ultimo produttore da Stefano Miotti, che però aveva chiuso Fornace nel 1805. Però questa Venturina ha una particolare qualità, che non deve essere diffusa, ma può essere riutilizzata riscaldandola appena, oppure come fosse un pezzo di marmo che va tagliato, anche anni dopo l'epoca della sua produzione. Quindi si può supporre che l'ultimo produttore, Stefano Miotti, che appunto aveva chiuso Fornace nel 1805, come ci raccontano i testi dell'epoca, avesse grandi quantità di Venturine nei suoi magazzini. Io ve lo dico chiaramente, anche oggi il più noto artista del vetro di Murano, Lino Tagliapietra, un po' di anni fa mi ha portato nel suo studio vetrario e mi ha mostrato delle casse piene di Venturina. Aveva comprato della Venturina degli anni 50 da una fornace che aveva chiuso i battenti, ne ha fatto poi delle cose bellissime. L'ha riutilizzata 50 anni dopo facendo dei capolavori di arte assolutamente contemporanea. Possiamo pensare che Barbaria facesse la stessa cosa. Questo campionario quindi viene donato a Francesco I nel 1815 e oggi è nel Technisches Museum di Vienna. Ed è stato, non era ancora aperto il Technisches Museum, erano aperti a Vienna degli gabinetti di prodotti tecnici, tecnologici,
che poi confluirono con le loro collezioni nel Technisches Museum. E come vedete c'è il nome di Francesco I perché durante la sua visita gli fecero questo dono. Torno al tavolino di Fontainebleau, cioè del castello di Fontainebleau del Museo Napoleon. Il curatore ci ha detto che, pur non riuscendo ad avere una fotografia migliore del piano di composizione, che appunto anche questa composizione contiene delle placche di vetro azzurro con macchie di avventurina. Quindi Francesco Barbaria non solo inserisce l'avventurina nel regalo per Francesco I, ma aveva già prima utilizzato dell'avventurina per il tavolino che era stato destinato a Napoleone I. Soltanto nel 1826 ci saranno dei premi dell'Istituto di Scienze, Lettere ed Arti sia per Barbaria e i suoi soci che per Bigaglia, un altro produttore, perché hanno riscoperto, sperimentando, la tecnica di riproduzione di questo materiale. Ciò avviene anche per altri tipi di vetro, naturalmente, che sono tutti frutto di una tecnologia che viene ereditata di padre in figlio, e però si era interrotta la catena alla fine del Settecento, per cui a un certo punto, basandosi magari su vecchi ricettari manoscritti, i vetrai moranesi sono costretti a sperimentare per recuperare le tecniche di fusione perdute. E a questo punto, quindi questo è un esempio di un prodotto di Stefano Miotti, sempre al Technisches Museum di Vienna, che assomiglia a certe tessere che troviamo già nel tavolino regalato a Napoleone I. Quindi questo è il a un certo punto cade l'impero napoleonico, subentrano Venezia e gli Asburgo e, come una storia raccontata 1000 volte, Cicognaro ottiene che le province venete, invece di una parte delle tasse dovute per il matrimonio di Francesco I con Carolina Augusta di Baviera, venga fornito non in denaro sonnante ma in manufatti artistici, così da promuovere anche gli artisti delle province venete. Quindi a questo punto viene inserito, abbiamo visto come prima immagine l'incisione nel libro Omaggio delle province venete, qui vediamo il tavolino così com'è oggi, che naturalmente è intatto perché forse non è mai stato usato, comunque si è salvato perfettamente. Gli manca il vaso sotto, no? Gli manca il vaso sotto. Sì, no, comunque come potete vedere è conservato in questo castello boemo e cosa aveva di diciamo più funzionale? Questo è certamente progetto di Borsato, lo dicono i testi, lo riconosciamo se anche non ci fossero, e però ha questo vantaggio che sopra la composizione di vetri colorati c'è una specie di vassoio con una lastra di vetro trasparente che copre la composizione, per cui il piano del tavolino può essere tranquillamente usato senza sconnessioni nell'andamento della superficie e senza danneggiare la composizione dei vetri colorati. Quindi questo è il manufatto che, mentre quello di Napoleone diciamo viene dimenticato, questo è un manufatto che viene citato ovunque, anche nei testi dell'Ottocento, che è famoso, viene pubblicato così e che dà l'idea per sviluppi posteriori. Qual è l'idea? Scusate, come vedete è molto bello, quasi inutilizzabile se non fosse per questa specie di vassoio con questi anse in forma di manici in forma di serpenti che protegge la composizione. Ma cosa succede nel frattempo? Che si capisce, l'idea comunque rimane nella testa dei muranesi, per cui in un periodo, almeno fino al 1860, in cui ancora non riprende la lavorazione dei soffiati, Murano e Venezia sono in grado di offrire al mercato dei rari manufatti di altissimo livello che sono quelli non del soffiato ma della composizione di tessere colorate. Come però ovviare alla scomodità di questo ripiano?
rifacendosi al commesso toscano. Qui il commesso toscano, come sapete tutti, veniva prodotto inizialmente solo nella fabbrica medicea dell'Opificio delle Pietre Dure fino al XVI secolo, era di grande qualità e di grande fama. Quando avvennero le razzie e Denon si portò via un sacco di cose da Firenze, si portò via anche i più bei commessi prodotti dell'Opificio delle Pietre Dure. Quando crolla Napoleone, due emissari di Ferdinando III Granduca di Toscana vanno a Parigi per reclamare le opere di restituzione. Curioso, è talmente in voga il commesso toscano che Ferdinando dice: beh, abbiamo tanti di quei primitivi che qualcuno lo potete lasciare in Francia, però non lasciatevi scappare i commessi di Pietre Dure, per cui se i suoi emissari dovettero fare delle scelte, preferirono portarsi via un po' di commessi di Pietre Dure e lasciare là i cosiddetti primitivi. Non dimentichiamo che i primitivi, secondo il concetto dell'epoca, arrivavano fino a praticamente Raffaello, come epoca, diciamo così. Per cui diciamo che il commesso toscano è in gran voga, a tal punto da farlo preferire a dei dipinti medievali o proto-rinascimentali. Gli incaricati, che sono Giovanni degli Alessandri e Pietro Benvenuti, incaricati del Granduca di Toscana, obbediscono e così rimangono dei primitivi, tra virgolette, in Toscana e ritornano i commessi di Pietre Dure. L'idea, quindi, che scaturisce da questo prodotto di specifica epoca canoviana porterà dei frutti più avanti, ma sarà di oggetti che sono pezzi unici, di altissimo livello, che vengono presentati nelle grandi, soprattutto, esposizioni universali a partire da quelle degli anni 40 dell'Ottocento, non come prodotti in serie, ma come accanto alle perle, a quei pochi prodotti che i muranesi erano in grado di offrire all'epoca, ma non ho mai visto due oggetti simili, identici, nei musei o nel mercato, soprattutto nelle aste internazionali. Quindi sono chiaramente pensati come, li chiamano all'epoca ligne, fuori serie, oggetti che sono pezzi unici da offrire a particolari acquirenti disposti a pagare moltissimo. Questo, per esempio, è un tavolino che si trova al Ministero della... scusate perché il mio inglese tedesco è un pochino così. Allora, questo oggetto si trova nel Ministero dell'industria e dello sviluppo economico, qualcosa del genere, a Vienna. Arrivò tra il 1845 e il 1855, forse per una mostra a Vienna, forse da una mostra parigina del 1855. Come vedete, l'avventurina gioca un ruolo di primo piano. Non sarà mai uguale all'avventurina Pietradura, è più bella, diciamo, in qualche modo, perché l'avventurina Pietradura non ha tutte queste stelle, questi cristalli così luminosi. In questo caso l'artificio supera la natura e viene utilizzata costantemente per fare in questi manufatti di particolare pregio. Vi mostro, questo è il tavolino, come vedete il piede non è più neoclassico impero, ma è proprio Biedermeier, con la solidità tipica del Biedermeier. Questo è di un altro produttore veneziano muranese che è Giacomuzzi, datato 1851. Questo è un manufatto, è tutto il tavolo, il piano del tavolo è tutto un commesso di vetri colorati opachi e di avventurina, che viene pubblicato in una nota pubblicazione di un certo architetto Waring, che illustrava i manufatti più belli presentati all'Esposizione Universale di Londra del 1862, di Salviati. Salviati
nasce come azienda nel 1859, però fino al 66 non produrrà vetri soffiati. Ha i suoi laboratori a Palazzo Barbarigo in Campo San Vio e sono laboratori di mosaici e di commessi di vetri colorati bellissimi. Una descrizione di questo ambiente, di questi laboratori che occupavano tutti i piani del palazzo, oltre allo showroom, ce li dà un delizioso libretto di Howells, William Dean Howells, che è console americano a Venezia dal 1862 al 1866 e nel 1867 pubblica un libretto Venetian Life, che è una delizia e che però dà anche un'immagine tristissima di una Venezia in assoluta decadenza. I primi passi verso una ripresa economica di Venezia, soprattutto grazie al turismo e alla cultura, avverrà dopo l'unione di Venezia al Regno d'Italia. Come vedete, questa complicatissima base di legno scolpito implica anche l'inserimento di alcuni vasi di vetro, come lo vedete qua e qua, vetro calcedonio. Quindi una cosa orripilante, se vogliamo. Il piano è entusiasmante, tant'è vero che una cosa quasi identica è stata recuperata recentemente, è molto grande, non è poi così piccolo, sarà 1,20 m, insomma è grande. L'avventurina in questo caso è ancora più bella. Vi ricordo che l'avventurina più bella, più difficile da ottenere, è quella che ha dei cristalli più grandi, quindi che spicca molto di più. Questo oggetto, che era nel mercato antiquariale, è stato acquisito dal dalle collezioni Castello Sforzesco un po' di anni fa e lo daterei più o meno alla stessa epoca di questo oggetto e lo attribuirei sempre a Salviati. La cosa curiosa è che in America è stata rintracciata la base presso tra l'altro un mio amico collezionista, e che la parte superiore coincide perfettamente col segno vuoto lasciato nel base di legno del piano del tavolo. I colori sono gli stessi e il Castello Sforzesco non ne ha voluto sapere di comprarlo, per cui in un'asta questa base è stata comprata negli Stati Uniti e non so che fine abbia fatto. Cosa ne avranno fatto di questa base senza ripiano? Non lo so. Comunque è una cosa estremamente interessante. Questa, siccome il piano l'ho esposto a Parigi, una mostra curata con una mia collega, la Cristina Tonnini, avevamo richiesto anche la base, che poi non è arrivata agli Stati Uniti, e per il catalogo avevamo tentato una ricostruzione digitale delle due parti messe insieme. Ho finito, sì. E ultima e non però last but not least, diciamo, vi ricordo che non solo le grandi ditte veneziane e muranesi producono questi veri capolavori, ma anche ditte che a noi restano sconosciute perché hanno avuto pochi anni di attività. Questo tavolino viene esposto all'esposizione di Filadelfia del 1876, è di un certo Davide Bedendo, che aveva un laboratorio, quindi non di fusione ma solo di seconda lavorazione del vetro, dalle parti dei Frari, con 30 dipendenti, però un lavoro di altissima qualità. Il bello è che in asta, in America, è andato questo stesso, esattamente lo stesso manufatto, e qua lo vediamo nella realtà, non so se sia un prezzo 100.000 sterline o non ricordo, insomma un prezzo notevole per essere un manufatto che in qualche modo è kitsch, però dal punto di vista della qualità artigianale e dal punto di vista della qualità decorativa è eccezionale. E quindi il manufatto di questo sconosciuto finora Davide Bedendo è rimasto dopo la mostra di Filadelfia in America ed è andato a finire poi in un'asta e chissà dove.
vi faccio vedere com'è il tavolino, anche qua immancabili figure di neri, donne o uomini che siano, che alla moda di Brustolon sostengono il ripiano del tavolo. Vi mostro i dettagli giusto per capire la qualità dei colori. Allora, oggi è più facile, ma allora con una scienza del tutto assolutamente empirica ottenere questa qualità di colori simile alla malachite, simile all'ossidiana, simile all'aventurina, il calcedonio, non era impresa facile, vedendo evidentemente aveva dei fornitori privilegiati a Murano per ottenere queste cose. Pare che questa categoria vada perdendo di pregio agli occhi dei compratori negli ultimi 2 decenni dell'Ottocento, e comunque credo che meriterebbe una bella pubblicazione, una bella ricerca, perché indubbiamente qua e là nei musei e nelle collezioni private ci saranno oggetti di grande, grande interesse, ma tutto nasce dai tentativi di barbaria all'epoca di Canova e di ovviamente Borsato di utilizzare il vetro in modo assolutamente risolto rispetto al passato. Grazie. Grazie. Grazie a Rosa Barovier-Mentasti che ha aperto questo nuovo filone di ricerca proprio a partire dal tavolo dell'omaggio. E ora rientra Fabrizio. Devo dire che non ho mai parlato così in fretta, spero di non aver rubato tempo a qualcuno. No. E ora prende posto Fabrizio Malachin, il quale, dicevo, è dirigente di tutta la cultura, dai musei alle biblioteche, dalla cultura in totalità al turismo del comune di Treviso. E un suo altro titolo potrebbe essere Canova Gloria Trevigiana, che è il titolo della mostra che ha dedicato a Canova con molto successo e con le collaborazioni di illustri studiosi che sono qui presenti, e che oggi ci parla di un argomento cruciale, vale a dire oggi siamo al 2° centenario della morte e si tratta del 2° centenario della nascita, che avviene a ridosso a pochi anni di distanza dal lapidario giudizio di Roberto Longhi. Quindi a Luigi Coletti il ruolo di uscire dall'impasse è risolto, come vedremo, molto efficacemente. Grazie Malachin. Grazie Paola, grazie a tutti. So che è tardi e quindi la stanchezza si farà sentire, ma io cerco, se posso, di essere sintetico, ma di darvi anche tutti gli elementi che volevo raccontare in questa presentazione. Quindi è solo insomma, metà pomeriggio. Metà pomeriggio. Quindi grazie Paola per la presentazione, grazie ovviamente all'Ateneo, al professor Nico Stringa per la presentazione, per l'invito, all'Ateneo ovviamente. Devo dire che sono onorato di questa occasione, perché mi dà la possibilità di parlare non tanto e non soltanto della mostra ovviamente che si è svolta a Treviso, che come diceva Paola è stata un'ottima e una grande occasione. Non spetta a me ovviamente raccontare i pregi o i difetti di questo evento, lasciamo ai posteri l'ardua sentenza, ma almeno ci sono 3 dati oggettivi che credo sia giusto ricordare. Uno, un grande successo di numeri, questo è palese, un grande successo anche dal punto di vista delle opinioni, della critica, e poi soprattutto devo dire che è stata forse una delle mostre in assoluto che più mi ha divertito. Lavorare con Nico Stringa e con il professor Pavanello è stato assolutamente divertente. Mi ha dato 5 kg in più, perché ogni volta era una cena, noi da vecchi democristiani ci sediamo e raccontiamo, troviamo la sintesi delle nostre argomentazioni seduti a tavola, e devo dire che è stato assolutamente divertente. Quindi 3 dati oggettivi che è giusto raccontare in questa occasione. Però vengo al tema. Luigi Coletti, ovviamente, per chi non lo conosce, giusto per inquadrarlo, 2 elementi: è un trevigiano, studioso trevigiano, nasce nel 1886, studia a Treviso al liceo Canova. Tra i suoi insegnanti c'è Luigi Bailo, che è il primo eroico fondatore dei musei di Treviso, e soprattutto anche importante nella salvaguardia dei beni storico-artistici della città.
Si laurea a Padova nel 1909 in giurisprudenza, però subito dopo lascia questo tipo di formazione, di studi, e si dedica all'arte, alla storia dell'arte, e in effetti fin da subito inizia a pubblicare saggi e articoli dedicati alla storia dell'arte prevalentemente locale, ma poi insomma allargando la sua visuale oltre Treviso. Nel 1932 ottiene la libera docenza in storia dell'arte e inizia a tenere dei corsi all'Università di Padova. Nel 1937 prende la cattedra di Roberto Longhi all'Università di Bologna, passa poi a Pisa e da ultimo a Trieste, dove rimane fino alla conclusione della sua carriera. Quindi è un docente universitario con una formazione scientifica e con un metodo scientifico che ritroveremo anche negli studi canoviani. Non si occupa solo di Canova, questo è bene dirlo, si occupa di tantissimi altri argomenti, dai primitivi, trevigiani, senesi, bolognesi, via dicendo, quindi è uno studioso a tutto tondo e completo. Forse un po' trascurato, probabilmente per essere provinciale nel senso di trevigiano, probabilmente, forse per una sua adesione e un suo schieramento politico, quindi sappiamo che assunse la tessera del partito, quindi era politicamente schierato, forse per un anche atteggiamento così antagonista da parte, o difficile, diciamo così, di ostilità accademica che in qualche ambiente insomma si profilava. Quindi c'erano diversi elementi che andremo forse in futuro ad analizzare del perché i temi posti da Luigi Coletti anche sulla storia critica di Canova sono stati un po' trascurati. Però insomma la mia partenza deve essere ovviamente dalla mostra che si è tenuta a Treviso. Lo farò molto brevemente proprio per motivi di tempo, ma credo sia giusto richiamare questa mostra che si sta chiudendo, si chiuderà il 1° di novembre, alcune sezioni sono ancora allestite, quindi chi vuole, chi non ha avuto l'occasione di farlo fino adesso può tornare a visitarla. Nel suo insieme era rimasta allestita fino al 3 ottobre, fino al 1° novembre per chi volesse tornare a vederne alcune sezioni. Tra le tante novità, tra i tanti filoni di ricerca che abbiamo inserito a questa mostra, uno in particolare lo abbiamo dedicato al rapporto tra Canova e Treviso. Un rapporto per alcuni aspetti noto, conosciuto, per altri invece completamente inedito. Io ve lo racconto molto brevemente perché sono aspetti che nel catalogo potete ritrovare, quindi non è forse il caso di ritornarci troppo lungamente in questa sede, però lo farò per date. Il primo elemento è il 1803. Nel 1803 Federico Maria Federici scrive e pubblica Le Memorie Trevigiane, che è un volume dedicato alla storia delle arti, diciamo, trevigiane, con l'intenzione da parte del Federici di inserire Treviso con la sua arte nel campo ampio delle belle arti d'Italia, e lo fa a volte inventando, a volte stiracchiando anche la storia, quindi inventando qualche documento, inventando qualche episodio e infarcendo questo volume, che è comunque importante, di qualche elemento poco veritiero. Tra le tante cose poche veritiere c'è anche la famosa leggenda del leone di burro, ritrovata e riscoperta come datazione e associandolo appunto a Domenico Maria Federici da Giuseppe Pavanello, che nel catalogo dedica un articolo specifico a questo argomento, in maniera molto piacevole lo racconta, anche per il successo che ha avuto questa leggenda. Una leggenda che nell'arte ha avuto successo in America, in Inghilterra, poi fino addirittura a Walt Disney, l'abbiamo ritrovato in Topolino. Purtroppo qualche volta qualche storico dell'arte lo riporta ancora oggi come un evento realmente accaduto, in realtà si tratta di una leggenda. Quindi Treviso ha avuto un ruolo, questa è la sintesi, nella costruzione del mito del bambino prodigio, ed è così un fatto piacevole che abbiamo voluto raccontare come primo episodio di questo rapporto Canova-Treviso. Secondo elemento, 1805. Giambattista Martignoni è un macellaio, un beccaire di Treviso che fa fortuna con i francesi. Ha la fortuna di ottenere una sorta di monopolio nella fornitura di derrate alimentari agli eserciti francesi di stanza
a Treviso e quindi crea una fortuna considerevole. Per il suo palazzo di Treviso, Palazzo Martignoni, oggi Palazzo Caccianiga, riesce appunto a commissionare a Giuseppe Borsato 2 grandi teleri di soggetto canoviano, il Tempio delle Arti da una parte e gli sta di fronte il Museo Canoviano appunto. Ma oltre a queste 2 opere riesce a chiedere, quindi alla forza economica di chiedere a Canova addirittura un marmo da porre al centro del salone, quindi ai lati 2 Giuseppe Borsato e al centro del salone addirittura un marmo. Abbiamo i documenti che attestano questo rapporto, con la promessa di Canova di fornire l'opera, purtroppo però sappiamo che la commissione non andò a buon fine. Altro elemento di contatto, vado molto veloce come vedete, Treviso è stata la prima città ad organizzare delle celebrazioni post mortem dedicate a Canova. Canova, come sapete, muore il 13 ottobre, il 29 ottobre, quindi pochissimi giorni dopo, l'Ateneo, benemerita istituzione come quella di Venezia ovviamente, delibera di organizzare le cerimonie commemorative. Quindi viene commissionato e fatto realizzare a Luigi Zandomenichi un busto, che è quello che vedete in foto. Viene incaricato Gioacchino Rossini di elaborare una cantata e una sonata che verrà poi presentata sia il busto che i testi rossiniani il 1° aprile del 1823 in questo grande evento che riporta anche la cronaca e la gazzetta locale. Oltre a questo vengono poi coniate delle medaglie commemorative e via dicendo. Probabilmente, memore di questo evento del 1823, quindi di queste celebrazioni, arriva qualche anno dopo, 1837, un dono alla città, all'Ateneo in particolare, ma alla città di Treviso, da parte del fratello, per parte di madre, Giambattista Sartori Canova. Un volume monumentale che abbiamo presentato in mostra e che abbiamo addirittura riprodotto integralmente in facsimile, quindi quello che vedete in foto è la prima pagina del catalogo che abbiamo riprodotto, proprio per l'unicità di questo volume. L'unicità perché appunto viene dal fratello, quindi una donazione, per le dimensioni, vedete il formato chiuso addirittura di 90 cm per 73,5, quindi immaginatelo aperto, è un monumento, e addirittura 86 incisioni, quindi un'opera straordinaria. E poi arriviamo finalmente al nostro Luigi Coletti con la mostra del 1957, mostra del bicentenario. L'importanza di questa mostra sta nel fatto che è la prima mostra monografica che viene allestita dedicata ad Antonio Canova. Certo c'era stata prima una sezione della Biennale nel 1922, in occasione ovviamente del centenario. C'era stata una presenza di alcuni bozzetti di Canova alla Quadriennale di Roma del 54, ma questo è il primo evento completamente dedicato, monografico, completamente dedicato ad Antonio Canova. In quello stesso anno Bassano, giusto per avere la dimensione, organizza invece una mostra di soli disegni e poi aprirà anche la gipsoteca, come sappiamo. Ecco, l'importanza di questa mostra la mette in evidenza anche in una recente pubblicazione uscita in allegato al Corriere Vittorio Sgarbi, il quale giustamente dà nelle prime 25 pagine circa di questo volume il peso che merita non solo la mostra ma anche il discorso colettiano di cui parleremo tra pochino. Commette però 2 peccati veniali per cui lo introduco proprio adesso, cioè dice che è una mostra sostanzialmente, o meglio, completamente fotografica. Ecco, questo non è vero, quindi mi preme sottolinearlo. È una mostra prevalentemente fotografica, ma ci sono anche opere. Ci sono 10 disegni, ci sono bozzetti, ci sono ritratti, statue, per esempio l'Orfeo Euridice dal Museo Correr, Napoleone, il ritratto, il busto, la stele Giustiniani e via dicendo. Quindi ci sono anche delle opere, poche perché i mezzi evidentemente a Treviso dopo la guerra non dovevano essere molti e addirittura anche 3 tele. Quindi c'è una varietà di elementi che stanno in linea con il pensiero di Coletti di cui arriverò a parlarvi tra un attimo. Fino a questa mostra, quella del 2022 a Treviso, la precedente del 57 era conosciuta solo attraverso il catalogo.
è un catalogo piccolo, se volete, era questo, del 57, molto sintetico, le foto e delle piccole schede. In questa occasione abbiamo ritrovato ovviamente le foto degli allestimenti che abbiamo riprodotto nel catalogo, quindi che ci fa vedere le tende, le opere, addirittura queste piantine che abbiamo definito quasi da salotto borghese piuttosto che da cimitero, e fanno un po' di tenerezza se volete, ma ci rendono anche l'idea di come doveva essere questo grande evento. Poi abbiamo trovato anche gli arredi stessi usati per la mostra e soprattutto il discorso che lui pronunciò il 15 settembre del 57, che è importantissimo. Oltre a questa precisazione sul fatto che la mostra non era solo fotografica, mi preme fare un'altra precisazione. Si è detto che la mostra del 57, diversi commentatori l'hanno detto per la verità, nasce come reazione da parte di Coletti alla critica crudele che fece Roberto Longhi, e qualcuno addirittura dice: ma Coletti si è trovato in quella situazione così difficile da non sapere né cosa fare né cosa dire. Cito testualmente: non sapeva né cosa fare né cosa dire. Non era assolutamente vero, e ve lo dimostrerò adesso. Luigi Coletti arriva a questa mostra come esito di un lungo percorso di studio, di indagine, che è graduale, che è lento, che è ragionato. Quindi lui sa perfettamente cosa fare e cosa dire, e lo dimostra in questa esposizione. E quindi cerco di ripercorrere brevemente Coletti e il suo rapporto con Antonio Canova. Il primo commento che io sono riuscito a trovare, che Luigi Coletti dedica ad Antonio Canova, compare nel 1922 in un volume, in una pubblicazione che lui dedica a Treviso. È una collana che esce sulle città d'Italia, collezione monografiche illustrate, e divisa in capitoli per i vari secoli, e alla fine del capitolo dedicato al Settecento dedica poche righe ad Antonio Canova. Ve lo leggo. Dice: purtroppo nulla si ha in Treviso di Antonio Canova, sebbene per essere nato in un villaggio della provincia egli si possa ritenere trevigiano, e come insigne concittadino lo volesse suo socio e lo onorasse vivo e morto il Trevigiano Ateneo. Sappiamo che era socio dell'Ateneo dal 1816. Di lui, mentre si scrivono queste pagine, si celebra il primo centenario della morte, e la sua arte, dopo decenni di immeritato oblio, appare incredibilmente fresca, giovane, nuova, ancora una volta grandissima, poiché decenni di esperienze poco conclusive hanno dimostrato come ai fini dell'arte sia inane, inutile, la ricerca analitica, passiva, esclusiva del vero, e la sola ragione dell'arte sia il raggiungimento della bellezza, concepita come sintesi, come armonia, come superamento umano della natura. Questo è il primo commento che lui dedica a Canova e che io sono riuscito a ritrovare nei suoi scritti. Il secondo, invece, importantissimo, era il 1922, aveva 36 anni, quindi fino a quel momento possiamo dire che Coletti si era dedicato a studi dedicati all'arte trevigiana. Nel 27, quindi a 41 anni, la sua visione ovviamente cambia e affronta il tema di Canova in una maniera più scientifica, se volete, più analitica. Quindi dedica una pubblicazione di ben 70 pagine alle fonti canoviane, quindi è tutta la bibliografia che lui è riuscito a ritrovare dal 1784, quindi da un articolo della Gazzetta delle Arti, nella quale si dà l'annuncio del Teseo sul Minotauro, fino al 1924, con alcune digressioni che poi chiama appendice fino al 27 appunto. Però insomma, in sostanza, in questo periodo, ecco, mi sono esercitato, così divertendomi una sera, a contare quanti titoli è riuscito a ritrovare. Sono 1847 titoli, direi non poco, eh? Immaginate se dovessimo continuare questa ricerca di Coletti, dove dovremmo finire? Probabilmente un volume, ma bello grosso, non basterebbe.
Tra questi scritti lui li suddivide in diversi sottotitoli, diciamo sottocapitoli, scritti di indole generale, scritti di indole speciale, le opere, l'epistolario, i carteggi, relazioni aggiunte. Sono comprese monografie ovviamente, articoli di giornale, poesie, iscrizioni sui monumenti, veramente di tutto e di più, italiani e anche stranieri. Ovviamente confessa che tutto lo scibile non ha potuto indagarlo, quindi fa alcuni esempi. Ho indagato alcuni giornali francesi del 1808, se non ricordo male, 1812, quando Canova espone, ma sarebbe molto più esteso il campo da indagare. Del Monitor di Treviso ho indagato solo alcuni anni, ma anche qui molto si potrebbe fare di più. Quindi è già consapevole che questi 1847 titoli non sono tutti. Però ecco, non pensate che questa pubblicazione sia un semplice elenco così ordinativo di tutto quello che è riuscito a trovare. Lui fa anche una indagine critica di queste fonti e quindi è consapevole che molti degli scritti del 1922 in occasione del centenario siano puramente retorica e quindi trascurabili. E addirittura lui li definisce un diluvio che è partito da molti anni precedenti, per la verità, come una sconveniente gazzarra, uno schiamazzo quasi volgare all'interno del quale si distinguono alcune voci. Quali sono le voci che secondo Luigi Coletti sono da distinguere? Sono quelli di Foscolo, Goethe, Byron, Stendhal, Cesarotti. È molto strana questa cosa, cioè salva la parte dei poeti, Cesarotti, Cicognara, Giordani, Alessandro Paravia e poi, curiosità, molti viaggiatori, quindi le guide, i diari di viaggio di alcuni viaggiatori anche stranieri che vengono in Italia. Poi un lungo silenzio, come sappiamo, del 22 vi ho già detto che molto è da trascurare, e arriva alla fine con un commento che io ritengo importantissimo, dove associa l'arte di Canova al fascino musicale. Me lo diceva prima a pranzo una professoressa, credo, forse era il professor Pavanello o qualcun altro, che mi faceva questo richiamo. Dice Coletti alla fine di questo contributo: noi crediamo che il fascino misterioso dell'arte, di tutte le arti, sia di natura essenzialmente musicale. Quindi dice: la pittura è fatta di accordi, di toni, l'architettura di ritmi, di spazi, di ombre, di luci, la scultura di onde, di linee e di volumi. E quindi conclude: dinanzi alla maggior parte delle statue del Canova noi sentiamo questo segreto fascino musicale. L'amore psiche giacenti, con quel suo intreccio di linee ad elica, che sembra perpetuare il palpito dell'ala, o il soffio del respiro e il battito dei cuori, è un prodigio inarrivabile di ritmo, che soggioga e commuove, e immensamente piacque e piace e piacerà sempre, finché gli uomini avranno occhi per vedere ed anima per intendere ed amare. Ditemi voi se questo non è un annuncio romantico, come dicevamo nel sottotitolo della mostra. 1927, 41 anni. Nel 1937, ancora Coletti sul tema di Canova, scrive questo contributo Inediti canoviani. È la prima volta che introduce quegli argomenti che svilupperà poi nella mostra del 57, quindi 20 anni dopo. Quindi quando si dice non sa cosa dire, non sa cosa fare, non si è letto questo contributo. In questo contributo lui in sostanza mette per la prima volta sotto la lente del suo esame i disegni e i bozzetti. Lo fa per primo. Lavagnino ci arriverà forse nel 54, se non ricordo male, ma lui in assoluto è il primo a farlo. E poi distingue, siamo in un momento in cui Canova non è ancora il Canova di oggi e quindi cerca di mettersi in una strada mediana, distingue un Canova stilista da un Canova artista e poeta, superatore del neoclassicismo più ortodosso, più intransigente. È un tema che ritornerà poi nella mostra del 57. Il Canova stilista è quello un po' più legato al neoclassicismo, è quello
che lui intravede, che lui vede nei pugilatori, per esempio, addirittura nelle Tre Grazie, che non apprezza completamente, mentre il Canova artista e poeta è quello della Maddalena e quello dell'Endymione. E ancora Coletti, altro elemento importante, subito dopo la guerra si dedica a una campagna fotografica dedicata alle opere di Canova. Questi famosi vetrini che chi ha studiato come noi tanti anni fa ritrovava nei musei, al Correro, via dicendo, si trovano anche a Treviso per le opere di Canova e sono una campagna promossa da Luigi Coletti. Ovviamente promuove queste foto facendo fotografare delle opere, sono 99 opere, quindi non 99 foto, ma più foto di quelle 99 opere, disegni, documenti, riproduzioni e addirittura interessante anche opere di Thorvaldsen, che noi non ritroveremo nella mostra del 57, però probabilmente c'era in lui questo interesse di questo confronto tra Canova e Thorvaldsen. E si arriva poi alla mostra del 57, che come vi dicevo è unica per essere la prima monografica, e poi è diciamo, l'impegno pubblico che Luigi Coletti fa rispetto, quindi la manifestazione di una sua idea canoviana, ma rispetto a un percorso che è lunghissimo. Arriva nel 57 a 71 anni, quindi è alla fine di un percorso di indagine, di riscoperta canoviana completa. E ovviamente è vero che si inserisce questo evento in un clima che è quello dello sdegnoso disprezzo di Roberto Longhi, di cui abbiamo già sentito parlare questa mattina. Probabilmente questo mi sono anche chiesto perché Roberto Longhi fosse così spietato nei confronti di Canova, e devo dire che tra le 50 motivazioni che potremmo addurre forse prestò il fianco anche il nostro Rodolfo Palocchini quando pensò a quella mostra dei 5 secoli di pittura, alla quale partecipò anche Luigi Coletti, quindi nel comitato organizzatore tra gli altri c'era Luigi Coletti, Barbantini, Fiocco, Lorenzetti, Moschini, quindi personaggi di assoluto rilievo. E devo dire che secondo me prestò un po' il fianco anche Rodolfo Palocchini, perché presentò in questa mostra un ritratto di Canova, ritenuto a quel tempo di Canova, il ritratto Zweyer, e dice Rodolfo Palocchini nel suo commento, vi risparmio tutta la parte iniziale, dice: Daedalo e Icaro, uno dei pochi capolavori della scultura veneta del secolo. Poi, lui che non amava evidentemente il neoclassicismo, dice: l'incontro con Roma e con la retorica neoclassica lo volse ad un gusto che ne tarpò le possibilità espressiva, però comunque lo salva, perché aggiunge: ciò non di meno, in quel gusto seppe creare opere di metafisica bellezza. Poi lo demolisce come pittore, perché aggiunge un commento severissimo come pittore, che possiamo anche comprendere, però capiamo insomma da dove probabilmente si è dato al commento spietato di Roberto Longhi. Quindi è legittimo che Luigi Coletti nel 1957, quando pronuncia il discorso inaugurale, si domandasse fin dall'inizio: ma quella di Canova è stata una vera gloria? È stata finta o è un motivo reale di successo? E lui conclude, dopo una serie di ragionamenti che vi invito a leggere, il discorso è stato pubblicato nel catalogo della mostra, conclude: sì, fu vera gloria, perché Canova, oltre ad essere un grande stilista, quindi capace di possedere la materia e di governarla, fu grande artista, un grande poeta. E poi, lapidario, Canova ha sempre ragione. Il rapporto Coletti-Canova non si conclude con la mostra del 57, ma tornerà un'ultima volta, proprio l'ultima, perché siamo agli esiti finali prima della sua morte, in sostanza. Pubblica questa L'arte del neoclassicismo, dal neoclassicismo al romanticismo, e ritorna a rivendicare il primato nell'analisi dei bozzetti, sui quali, dice lui, poi si sono buttati tutti con Ghiotta Letizia, però insomma il primato spetta a me, e poi ritorna su questo impulso della prima fase canoviana per il verismo, l'impulso ritmico, l'impulso musicale e via dicendo, e poi soprattutto per questa abilità nel diventare un annunciatore dell'epoca nuova. Quindi Canova, come lo abbiamo raccontato in mostra, come l'ultimo grande artista della Serenissima, ma soprattutto il primo ad annunciare temi nuovi che nell'Ottocento avranno grande successo. Io so che i tempi sono contingentati, quindi mi devo limitare.
Concludo però con questa immagine, è un bozzetto, una caricatura di Luigi Coletti che realizza Arturo Martini, e ve la metto lì senza volervi anticipare nulla di quello che faremo nei prossimi mesi, ma per dirvi continuate a seguirci perché qualche sorpresa salterà fuori ancora. Grazie. Allora, avremmo voluto tornare indietro nel 1957 anche per vedere la mostra che quello che fu poi il presidente di questo Ateneo, Luigi Zampetti, organizzava contemporaneamente su Jacopo Bassano a Palazzo Ducale a Venezia. Siamo sicuri che quindi la collaborazione col professor Stringa, almeno se non con il professor Pavanello, continuerà. E grazie di questo intervento. Adesso invito Johannes Missock, il quale è prorettore della Kunstakademie, cioè dell'Accademia di Belle Arti di Düsseldorf, e quindi proviene da quel mondo accademico che ha prodotto molte delle personalità e delle situazioni di cui ci stiamo occupando nella giornata di oggi, che pure è un ambiente ancora vivo, che ha perso molte delle sue funzioni, perché allora si occupava di molte delle funzioni che sono delle soprintendenze, della tutela, dell'esportazione e del restauro. Pensate cosa è stato per l'Assuta di Tiziano e cosa hanno fatto i professori dell'Accademia sull'Assunto di Tiziano. È anche autore di una importante monografia su Canova in tedesco, e a partire dai suoi studi anche sulla scultura cinquecentesca, quindi diciamo che tutto il filone della scultura che lo interessa, e lo invito a prendere parte e a parlarci di Isabella Teotocco Albrizzi, una rilettura delle opere di Canova. Buonasera a tutti, grazie per l'introduzione e grazie soprattutto per l'invito a voi due. Mi piace tantissimo essere qui come l'unico straniero, è un momento speciale. Vorrei fare due annunci, vi invito tutti quanti fra 2 settimane a Düsseldorf, che continuiamo su questa scia un po' più verso Roma, perché facciamo un convegno su dopo Canova, allora la scultura a Roma dal 1822 al 1870, dove parlerà anche Elena Catra. Il secondo invito è un po' legato a quello che ha menzionato Paola Marini appena, che l'anno prossimo festeggiamo i 250 anni dell'Accademia di Düsseldorf, che è nata nel 1773. Non sono tanto Beuys e il dopoguerra, ma abbiamo esistito anche prima, c'era Shadow, Cornelius e tutti gli altri, quelli pittori della scuola di Düsseldorf, di pittura di paesaggio, tutto questo. Quindi sarà un anno denso anche di iniziative che continueranno, non forse Canova, ma altro bello. Ecco. Iniziamo il discorso su Isabella. Mi si capisce anche molto in fondo? Bene. Sì, ok. Scrivere di scultura è difficile. Scrivere di scultura è ancora più difficile se si è una donna, e questo vale non solo per oggi, ma ancora di più per l'Ottocento. Non voglio entrare nei tanti cliché che hanno condizionato il soggetto nel passato. Basta solo ricordare che la critica d'arte sin dall'inizio era un genere definito dagli uomini e la nascente storia dell'arte per niente di meno. I salon di Diderot, per esempio, spesso prendono moto da un colloquio immaginario tra uno spettatore maschile, l'io letterario, e la persona raffigurata in un quadro, una giovinetta di Greuze o simile, ho messo qui un po' un confronto, che lo spettatore indirizza in un modo che oggi definiremmo improprio. Il dialogo tra i sessi o addirittura la seduzione sta dunque alla base del nuovo genere letterario, e si potrebbe perfino asserire che la seduzione del lettore, la sua seduzione all'amore per l'opera d'arte, è la fine del testo letterario.
Lo stesso è valido per lo sguardo e le descrizioni di Winkelmann che costituiscono la base per la sua storia dell'arte. E benché lo scopo è una classificazione oggettiva, la descrizione dell'Apollo del Belvedere è niente di meno una lettera d'amore di un uomo innamorato di un altro uomo e deriva il suo fascino dal linguaggio erotizzato. Che cosa succede allora? Quando per eccezione una donna dell'epoca si metteva a descrivere le opere di un artista contemporaneo. La testimonianza unica e la grande eccezione sono le opere di scultura e di plastica di Isabella Teotocchi Albrizzi, uscite in 2 edizioni. La prima del 1809 a Venezia e Firenze presso Molini e Landi e la seconda, già menzionata oggi parecchie volte, 1821 a 24 a Pisa da Capurro. Abbiamo ormai recuperato la consapevolezza che il fenomeno Canova era anche un fenomeno letterario e pubblicitario, che l'artista organizzò in parte lui stesso e che dall'altra parte era legato alla cosiddetta cultura neoclassica. Anche questa era una cultura maschile, che accordava alle donne semmai il ruolo difficile di ospite d'eccezione in qualità di saloniera, come Isabella. Da questo contesto di ruoli ben definiti e severamente fissati, secondo l'etichetta dell'epoca, Isabella Teotocchi spicca marcatamente come l'unica voce femminile nella biblioteca canoviana e unica tra le voci maschili nel coro encomiastico intorno al genio. Non è qui il luogo di ricordare la posizione della Teotocchi tra i primi scritti delle opere del maestro che si spandono da Milizia attraverso Gerardo dei Rossi ad un Carl Ludwig Ferno. Vorrei comunque sottolineare che anche in quest'ottica la pubblicazione della prima edizione già nel 1809 è ben precoce riguardo ad altre iniziative, come per esempio quella del Ciconiara, ricordata stamattina da Paola Marini, uscita nella prima edizione e con il primo volume solo nel 1813. E come ben risaputo, la pubblicazione della Teotocchi, benché infusa nello spirito del nascente romanticismo, certo non era un gesto spontaneo come il libricino di Faustino Tadini del 1795, ma derivava da un progetto maturato sin dal 1794. Come nel caso del Tadini, si potrebbe quindi chiedere quanto la Teotocchi fosse stata vicina a Canova e quanto le sue descrizioni colgono di quello che era l'intenzione dell'autore. La critica letteraria ha invece trattato il testo solo quasi unicamente come testo letterario, paragonandolo con le opere di Ippolito Pindemonte e Ugo Foscolo. Si intuisce che questa manovra non poteva finire con l'apprezzamento del libro di Isabella. In modo simile che in Germania il paragone tra un testo letterario con uno qualsiasi di Goethe quasi sempre finiva male. Per tutto questo è completamente sfuggita la singolarità del testo che deriva dal fatto che una donna aveva osato di adottare la propria ottica in un'epoca interamente definita dal punto di vista degli uomini. Qual era allora l'ottica di Isabella Teotocchi Albrizzi? Nonostante le multiple conoscenze che aveva acquisito per essere in grado di ospitare gli invitati del suo salone, l'autrice era ben consapevole dei suoi limiti e lo dichiara apertamente nelle introduzioni di tutte e 2 edizioni. Spesso lette come debole scuse, queste dichiarazioni cercano anche di definire il genere letterario adottato, che sarebbe dunque quello dell'ecfrasi secondo il modello classico, e non un lavoro critico come quello del Ciconiara. L'autrice esclude allora qualsiasi tentativo di stabilire una cronologia o un contesto per le opere descritte, anche se spesso manifesta di essere ben informata di tutto questo. Sebbene l'ecfrasi riprende dunque il modello classico secondo le idee del classicismo letterario, l'oggettivo dell'operazione è tuttavia molto diverso. Isabella Teotocchi dichiara infatti:
Io dunque ad altro non aspiro che a risvegliare, se è possibile, in qualche parte almeno, in voi ed in quelli che per avventura leggeranno queste mie descrizioni, quei medesimi sentimenti che le produzioni sublimi del più gran genio dell'età nostra, in fatto di belle arti, hanno destato nell'animo mio. Con questa pronuncia di poetica siamo allora in mezzo al romanticismo e all'appello suo al sentimento. Importante però rimarcare che l'autrice accorda alla lingua le stesse capacità di evocare sentimenti come alle immagini o sculture intese come immagini. A questo punto potrebbe sembrare che non faccia distinzione tra i sessi, anche se è palese che l'introduzione si indirizza ad un uomo, quasi sicuro Ippolito Pindemonte. La chiusura dell'introduzione rispecchia comunque chiaramente la sua consapevolezza di scrivere in prima linea per un pubblico maschile. E riguardo all'amor proprio, cito sempre l'edizione pisana, riguardo all'amor proprio, certo essendo dell'indulgenza degli uomini in generale per un sesso verso di cui piuttosto si compiacciono di esercitare la generosità che la giustizia, sotto l'egida possente e sicura dell'altrui amor proprio, io mi lusingo di mettere il mio pienamente a ricovero. Ciò nonostante, adotta un'ottica femminile e, come detto, una dichiarata sensibilità femminile che gli permette di assumere diverse prospettive o meglio ruoli. Cerco di spiegarmi meglio. Il primo ruolo è forse quello ovvio, quello decisamente aspettato dalla Belle Bettine di Denon, è quello di una donna attraente che si confronta con il nudo maschile, la raffigurazione cioè di corpi maschili di una bellezza ideale. Il passo che forse esprime meglio quest'ottica si trova alla fine della descrizione del Teseo e Minotauro, dove scrive: la figura di Teseo è bella di bellezza ideale, grande energia di muscoli, robustezza di membra, eroica nobiltà in tutta la persona e nei tratti del volto, specialmente, fino a citazione. Chiude comunque aggiungendo: ogni uomo che la mira vorrebbe rassomigliargli ed ogni donna si sente in petto il cuore di Arianna. Mentre per gli uomini il rapporto con l'eroe raffigurato è semplice, perché è un modello da imitare, la prospettiva cosiddetta femminile è assai più complessa, visto che si medesima nella mitologia assumendo il ruolo di Arianna. Quest'ultima, certo, era la donna innamorata di Teseo e perciò il brano potrebbe significare che ogni donna che vede la figura del Teseo si innamora di lui. Dall'altro lato, ogni lettore e ogni lettrice era consapevole della storia di Arianna e Teseo che finiva con l'abbandono dell'amata sulla spiaggia di Nasso. Arianna quindi anche una figura tragica. Forse la Teotocchia alludeva dunque a questo significato che è raffigurato anche nel noto quadro di Angelica Kaufmann qui a Dresda. Sentirsi in petto il cuore di Arianna potrebbe allora significare essere innamorata, ma non essendo mai sicura dell'amore altrui. La bellezza maschile può perciò costituire un dilemma per una spettatrice femminile e proprio l'attrazione fisica che formava già il punto di partenza per la descrizione del Teseo diventa anche il momento centrale nel ragionamento intorno all'Endimione. Isabella, infatti, qui coglie la novità della scultura nell'opera del maestro, scrivendo, cito di nuovo: Canova ebbe campo di esercitare il suo scalpello in un genere a lui tutto nuovo, poiché le giovanili membra legate da un dolce sonno hanno un certo particolare abbandono, una certa mollezza, una quiete che l'occhio può discernere meglio assai che non possa esprimere la penna. Fine citazione. Prima di questa caratterizzazione dell'insieme fisico aveva comunque già fissato lo sguardo sulla faccia, scrivendo: il suo volto ha una dolcezza di espressione che innamora. E un po' più avanti questo entusiasmo culminava nell'espressione, tolta quasi letteralmente da Vasari:
La grazia del graziosissimo volto. Questo l'ho sbagliato. La grazia del graziosissimo volto. Non è soltanto grazia, però, che Isabella legge nel volto dell'Endymione, benché volontà, e sulle labbra siedegli il sorriso dolce di voluttà, scrive. Si domanda allora perché sorride in questa maniera, e questa argomentazione è tipica per il suo metodo, come anche per la sua ottica. Infatti si medesima di nuovo nel racconto mitologico e riferisce l'espressione del volto al ruolo di Endymione quale amante di diverse dee. Cito di nuovo: novelle conquiste ravolge nell'operosamente il cattivello. Bellissimo questo. Veramente affascinante e poi il modo in cui continua il suo ricorso alla mitologia con la lode encomiastica dello scultore divinizzato, e divinizzato nel vero senso della parola. Dice infatti: e Canova più di Giove possente volle nello stesso marmo non venisse veduto senza periglio. Fine citazione. E dunque lo scultore, con la sua capacità demiurgica, che crea una forma che fa innamorare e con ciò si dimostra più potente del più alto degli dei, che non era in grado di impedire ad altri dei che si innamorassero del bel cacciatore. Sul piano letterario e dell'estetica il suo modo di farsi parte dell'opera d'arte è del tutto nuovo. Non è per niente lo sguardo disinteressato di Kant che cercò di valorizzare l'opera d'arte da una presunta prospettiva oggettiva, ma al contrario cerca di evidenziare il suo sentimento personale, anzi femminile, e cerca di trasmetterlo al lettore o alla lettrice. Un marmo canoviano può essere pericoloso allora. Pericoloso perché? Lo spiega in un passaggio bellissimo che questa volta indirizza direttamente alle donne. Cito di nuovo: donne vezzose, che avete l'animo naturalmente ad amare inclinato, guardatelo, sì, questo giovane pericoloso, ma passate oltre, e troppo in esso non arrestate lo sguardo. Giunone e Diana erano dee, erano immortali, temeteli ineguali Emenei. A questo punto ci si rende conto della complessità dell'argomento, visto che la Theotokos combina diversi livelli di racconti e di temporalità. Il livello base del racconto è la stessa mitologia che sta alla genesi dell'opera d'arte, che gli serve per mettersi se stessa e le donne che indirizza sul piano della scultura, quasi come essa fosse una persona rivivente. La scultura quindi ha una presenza reale, non soltanto fisica, ma anche sensuale e addirittura sessuale, che appunto indirizza le donne. Intrecciato a questa operazione di concepire la scultura come un essere vivente è l'attualizzazione del mito. Parla infatti alle donne del suo tempo, che avvisa di non innamorarsi del giovane come avevano fatto le dee, chiudendo con l'esortazione di aver paura delle nozze tra ineguali, che tra l'altro può essere letto anche questo brano come un'attualizzazione, un consiglio dalla parte di una donna che notoriamente aveva fatto appunto questa esperienza. Isabelle dunque gioca con i diversi ruoli che assume come spettatrice le sculture di Canova, e si nota che non è soltanto la prospettiva femminile a mettere questa lettura a parte, ma spesso anche quella personale, l'io e le esperienze personali di Isabella Theotokos Albrizzi sui diversi livelli di donna, amante, sposa, madre e saloniera. Abbiamo però tralasciato un aspetto centrale dell'argomento, e quello è proprio l'inversione della consueta prospettiva riguardo ai ruoli nella seduzione. Mentre di solito è Eva a sedurre Adamo, qui è invece il giovane, il cattivello, che seduce le donne. E c'è da notare un'altra inversione. Mentre di solito la seduttrice è attiva e il seduttore qui è passivo, una figura di marmo che però sviluppa una tale sensualità da far innamorare le donne. Certo, è tutta una costruzione letteraria,
ma questa costruzione evidenzia benissimo la complessità come poteva essere guardata una scultura come l'Endymione, e in questo processo bisogna tenere conto che il ruolo dello spettatore e come qui della spettatrice non è per niente statico, ma permette di invertire ruoli e addirittura cambiare i lati. Questo modo di attivare l'opera d'arte tramite il racconto e di integrare la scultura nella vita contemporanea è il soggetto accattivante anche delle sue riflessioni intorno al gruppo di Venere e Adone, già menzionato più volte oggi, che riprendono inoltre la questione della parte attiva nella seduzione. Anche in questo caso cerca di avvicinarsi alla scultura descrivendo non solo l'atteggiamento delle figure, ma bensì la storia raffigurata. È caratteristico che nella descrizione man mano adotta la parte di Venere e cerca di rintracciare in modo suo di carezzare, di abbracciare Adone, il più vezzoso e il più amato dei suoi amanti, come dice. Qui Venere è ovviamente la parte attiva del gruppo, quella figura che secondo la Theotokos cerca di dimostrare il suo affetto, mentre la figura di Adone è quella attiva in un altro senso, visto che lui è raffigurato in una posa transitoria, come ben rimarcata da Isabella, cito. Adone, quasi per dirle addio, mentre già muove il passo per andarsene, l'abbraccia poco al di sotto delle reni e la guarda. È interessantissimo seguire come suscita un momento di tensione il racconto che deriva da un'acuta osservazione sua. Isabella infatti nota che c'è un disturbo nel rapporto tra le figure marmoree, ma che quel suo braccio non stringe, quel suo sguardo non guarda. Seguendo la sua intenzione poetica di trasmettere il suo sentimento al lettore, spiega subito l'effetto emozionale di questa osservazione. Essa respira il più caldo affetto, egli il freddo, ed in tale circostanza ingrato sentimento della riconoscenza. Fine citazione. Assistiamo dunque a un'analisi finissima di emozioni e stati d'animo provocati da carezze marmoree e sguardi da occhi scolpiti in dura pietra bianchissima. Mi astengo da un giudizio se l'osservazione è corretta o solo immaginata perché conveniente all'argomento. Comunque sia, è di nuovo un ragionamento femminile, perché Isabella qui assume il ruolo della calda donna innamorata, ignorata dall'uomo freddo, che non risponde alle sue dimostrazioni di affetto. In questo caso però la riflessione sul rapporto tra uomo e donna e sul soggetto dell'amore dimostrato e quello ricevuto mena Isabella infine a criticare addirittura Canova. Lo scultore, glorificato su e giù per il suo libro, inizia con un apprezzamento generico. Questo delizioso gruppo sarà certamente ammirato dai due sessi, troncando il riconoscimento positivo con l'aggiunta «ma piacerà meno alle donne». Divide quindi la valorizzazione estetica separandola in una prospettiva maschile ed una femminile, quasi siccome ci fosse una propria estetica femminile che è legata all'essere donna e all'esperienza femminile. Ecco perché neppure in marmo soffrono le donne, di ispirare un sentimento più debole di quello che provano. Crea dunque un contrasto tra sé e Canova, che altri autori come Ferno avevano già rimproverato di ideare sculture poco maschili, anzi molli, femminili. Isabella infatti scrive: se una donna avesse concepito l'idea di questo bel gruppo, egli è certo che Adone avrebbe il sentimento di Venere e Venere quello di Adone. Ma la sua critica del gruppo e di Canova non finisce qui. Aggiunge infatti che lei non è l'unica a pensare così. Viene trovato generalmente che qui la madre d'amore, malgrado la seducente mollezza dei suoi bei muscoli, le forme sovrumane del volto e l'affetto che si spande dal cuore,
che cotanto un volto abbellisce piace meno da donne. Ecco un dilemma. La Venere è una scultura bellissima, perfettissima, emozionante di Canova che non piace perché dimostra un sentimento sbagliato. Ben consapevole del momento difficile per il suo libro, Isabella cerca di salvare il suo argomento e Canova. Accadrebbe ciò forse appunto perché Venere prega: «O quale lezione per il mio sesso, donne gentili, quai direste voi se Venere stessa perdere le sue attrattive pregando?» Fine citazione. Allora, alla fine è allora Canova che con il gruppo impartisce una lezione al sesso femminile. Ma è veramente così? Leggendo questo passo ci si rende conto del disagio di una donna moderna che si confronta con il gruppo ormai famosissimo e celebrato da vari autori. Certo, il soggetto era ben consacrato dai quadri di Tiziano e di Rubens, ma guardato dall'ottica di una donna mondana dell'Ottocento, l'accostamento di una bellissima donna o addirittura una dea, il letterale gettarsi nelle braccia di un bel giovane, doveva sembrare inverosimile o perfino inaccettabile. Sfogliando il libro della Terrocchi, si nota che questa analisi perspicace non è per niente sistematica e che i testi sono scritti non solo in tempi diversi, ma seguono anche tutti quanti una logica separata. Questo diventa ovvio, per esempio, quando si paragona quello appena detto al ragionamento suo intorno a Venere e Marte, che ho montato un po' qui. Descrivendo il gruppo molto simile nell'impostazione a quello di Venere e Adone, non commenta per niente questi problemi del comportamento divino, anzi, inizia tutto un altro discorso e individua correttamente il quadro di Rubens a Palazzo Pitti come fonte intellettuale del concetto di Canova. Vengo alla fine qua in mano. L'aspetto qui già menzionato della contemporaneità assume un'importanza per tutto il libro e si lega ai diversi ruoli ed atteggiamenti adottati dalla Theotokyi nelle descrizioni. Leggendo attentamente questi brani ci si rende conto che la discussione dal punto di vista contemporaneo è infine un metodo suo di criticare il neoclassicismo dall'interno di esso e che non è per niente soltanto una sensibilità romantica che caratterizza il suo pensiero, ma che la nuova coscienza storica del romanticismo, il pensare in periodi e il sentirsi moderni, definisce la prospettiva sua. Questo diventa ovvio nelle parti dedicate ai rilievi di Canova. Come ormai ben risaputo grazie alle ricerche di Giuseppe Pavanello e di Chipala, e abbiamo sentito stamattina di nuovo, i rilievi omerici, come anche quelli con soggetti socratici, risalivano alla lettura delle traduzioni di Melchiorre Cesarotti. Quest'ultimo certo era altresì ospite nel salone di Isabella e mentre già le sue traduzioni e le sue spiegazioni ancora di più erano tentativi di modernizzare Omero e Platone, di farli gustare, per citare Cesarotti, l'operazione compiuta da Isabella va ben oltre questo, secondo me. Mi spiego. Sono due aspetti fondamentali che mettono a parte la sua lettura. L'uno è quello centrale a questo intervento, e cioè la sua prospettiva femminile. L'altro è l'essere donna, sposa e madre al tempo delle guerre napoleoniche. Si avvicina dunque sullo sfondo della discussione su Omero con Cesarotti, con Pindemonte ed infine anche con Foscolo nel suo salone, ma anche sul background delle guerre attuali. E sebbene l'eroismo egotista di Achille e degli altri eroi in Omero era già per Cesarotti una materia di dibattito, Isabella inverte di nuovo la prospettiva e si chiede gli effetti delle guerre sulle famiglie, le donne ed i bambini. Questa compassione specificamente femminile infonde le sue descrizioni delle scene prese dalla guerra di Troia.
in particolare modo la descrizione del rilievo con la morte di Priamo, che avete qui in immagine, e cito: «Quivi, all'altare, distrutta Troia, l'infelice Ecuba raccoglie le figlie sue, quai spaventate colombe in orrida tempesta, e quivi chiedono tutti ai loro santi simulacri pace et aita. Oh, male accolta preghiera, oh quanto orrore!» Fine citazione. Segue un lungo passo che gli serve per una minuta ecfrasi delle raffigurazioni delle singole donne e dei loro affetti nel rilievo ben conosciuto della versione presente nella propria villa. Non si limita comunque a descrivere quello che vede, ma si immedesima di nuovo nelle figure e cerca di spiegare la loro azione e il loro sentimento quasi siccome fosse una delle figlie di Ecuba. Ed è seguita da un'altra che, con lo spavento negli occhi e nascondendo fra il petto e le braccia un pagoletto figlio, rivolge dietro paurosa la testa pur per vedere se alcun la siega e il caro pegno ancora potrà uscire in periglio. Bisogna tener conto che dal punto di vista dell'epoca queste donne, dal punto di vista dell'epos queste donne erano le donne degli avversari e facevano fondo alla sublime scena eroica della strage di Priamo. È rimarchevole dunque che Isabella adotti la loro prospettiva e rintracciasse la paura e la disperazione loro. Se questo rilievo è già incentrato sull'azione sublime di un eroe maschile e la diversificata reazione emotiva delle varie donne, il rilievo con l'offerta delle Troiane è un soggetto unicamente femminile già di per sé. Che vedete qui in immagine la versione Albrizzi, che era anche in mostra quest'estate a Treviso. Quel gesso lì abbiamo visto insieme, grazie di nuovo per questa giornata lì. Allora, il rilievo con l'offerta delle Troiane è un soggetto unicamente femminile già di per sé, visto che qui è raffigurata la processione delle donne di Troia all'altare di Minerva, dea protettrice della città. L'azione ravvisabile quindi è minima e così anche le variazioni nelle figure e nell'atteggiamento loro. Per l'autrice concentrata sul racconto, la storia e le emozioni, il rilievo sembra di non offrire niente di particolare per l'ecfrasi, anche se nota comunque le due mani troncate al bordo di destra, quale abbreviazione per la lunga fila di donne che continuerebbe oltre il quadro. Quello che segue è forse una delle descrizioni tra le più deboli del libro, ma tuttavia interessantissima di nuovo per la prospettiva femminile, visto che legge il rilievo e le donne raffigurate più che mai come un appello a se stessa. Quanta mestizia, quanta devozione, quanto silenzio in questo quadro, senza vedermene io di me stessa accrebbi il numero delle supplicanti troiane. Con questo brano culmina la strategia rintracciabile in tutto il libro, cioè di immedesimarsi nelle sculture di Canova ed in quello che raccontano. La prospettiva è sempre quella femminile e guardate da questa angolatura le opere di Canova spesso assumono un nuovo e talvolta inaspettato significato. Grazie. Grazie a Johannes Missok, unico rappresentante straniero degli studi di un artista veramente internazionale che grazie a Hugh Honor ha avuto un, come dire, giusto apprezzamento dopo la mostra del 1972. Voglio e chissà che questo approccio molto alla page, molto contemporaneo, in qualche modo non, come dire, riveli anche la fascinazione intera del mondo femminile o di molto mondo femminile nei confronti di Canova, che nel nome della sua arte a queste lusinghe seppe sottrarsi. Un
Piccola visione generale di programmazione, abbiamo 2 interventi, Paolo Mariuz e Leonardo Mezzaroba. Fernando Rigon Forte non è con noi, e poi chiederò a Nico Stringa se non di tenere veramente la sua relazione, ma di concludere magari questa giornata di cui è stato promotore e anima, magari accennando all'itinerario. E ora invito Paolo Mariuz, che da molti anni, diciamo, dedica tutte le sue energie, moltissimo lavoro all'edizione nazionale per gli iscritti e di Canova, che se hanno proseguito è proprio grazie alla sua dedizione. Insieme con Hugh Honor ha ripubblicato nel 2007 gli iscritti che non sono vero e proprio carteggio, e sempre con Hugh Honor l'epistolario degli anni 1816-17 per l'edizione nazionale, ma svolge un enorme lavoro anche a favore degli autori degli altri volumi, dando loro consigli, indicazioni, supporto. Quindi diciamo che tutti vogliamo esprimere la nostra ammirazione e la nostra gratitudine a Paolo Mariuz per questo lavoro assolutamente fondamentale. Abbiamo anche tanto parlato di Leopoldo Cicognara, e a lui si deve anche una specifica pubblicazione di un nucleo importante di lettere di Cicognara che si conservano presso la Casa Canova. Quindi oggi ci parlerà di Canova ambasciatore. Grazie a Paolo Mariuz. Ok. Buonasera a tutti, grazie Paola per questa bella presentazione. Forse è troppo forte, lusinghiera. Veritiera. Sì. Ecco, io vi presenterò qui un Canova un po' che rientra all'interno del titolo, diciamo così, di questa giornata, Canova Venezia. Un Canova, diciamo, che è l'erede anche di questa grande scuola, no, di ambasciatori che Venezia ha dato. E quindi vi parlerò appunto di Canova ambasciatore. E necessito una breve premessa, vale a dire che nel 2007 stavo preparando una nuova edizione con Hugh Honor del primo volume degli scritti, che era uscito nel 92, e mi sono trovato tra le mani un documento che trovato nella biblioteca archivio di Bassano, che testimoniava, diciamo così, un documento autografo di Canova, che testimoniava la sua missione diplomatica a Parigi del 1815. E come si sa è un capitolo su cui tutti i biografi di Canova hanno scritto, un periodo sul quale abbiamo una grande quantità anche di informazioni, ma sul quale, cioè, risultava una cosa un po' strana, Canova non aveva scritto nulla, almeno così si pensava, di suo pugno, per fissare un'esperienza decisamente straordinaria sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista storico. Come è noto, Canova non amava scrivere, anzi lo riteneva una seccatura, se non addirittura un esercizio ripugnante, come scriveva in una famosa lettera a Cesarotti. Ciò nonostante, oltre alle tante lettere che dovete scrivere prima dell'arrivo a Roma dell'abbattino Giambattista Sartori, suo fratello uterino, Canova prese la penna in mano di sua spontanea volontà per fissare alcune esperienze da lui ritenute imprescindibili. Vi sembra è così? Vabbè. Vale a dire i quaderni di viaggio, tanto per citare quelli che sono stati pubblicati nell'edizione nazionale, le note, il suo viaggio in Austria e Germania con Rezzonico, i colloqui con Napoleone del 1810, gli appunti sul viaggio in Inghilterra e infine appunto il nostro documento che possiamo titolare Recupero degli oggetti d'arte a Parigi. Come ho appena detto, uno dei capitoli più noti della vita dello scultore è sicuramente rappresentato dalla sua missione diplomatica a Parigi, una impresa disperatissima per la quale l'artista si riteneva del tutto inadeguato.
dovette accettare, un po' contro la sua volontà ovviamente, l'incarico che Pio VII, per voce del cardinale Ercole Consalvi, me l'ha messo troppo vicino forse perché non posso, per voce del cardinale Ercole Consalvi, gli comunicò verbalmente il 10 agosto 1815, di malavoglia e per tanti motivi. Dopo il colloquio ritornò nel suo studio di poco buon umore, con faccia pallida e labbra smorte, come ci racconta Antonio d'Este nelle sue memorie. Il giorno stesso scrisse al cardinale una lettera notissima in cui scioglieva la riserva e accettava l'incarico. Dover abbandonare i propri lavori, lo studio, Roma, per affrontare un viaggio pericoloso, dover indossare la veste diplomatica per tentare di portare a compimento una missione nuda di speranze, della quale, sottolinea lo stesso Canova, sì poco confido. Ecco, nonostante questo, continua lo scultore, pospongo ogni timore e sacrifico volentieri i miei propri interessi e la vita ancora, se bisogna, per servire l'adorato principe, eccetera. Quindi, considerando la gravità della situazione, del viaggio, della missione, stilò le sue volontà in caso di morte, il testamento del 1815, affidò il proprio studio ad Antonio d'Este e partì alla volta della capitale francese. Il 18 agosto era a Milano. Ecco, non è qui il caso adesso di ripercorrere le fasi successive del viaggio e né di soffermarci sulle considerazioni che determinarono il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Ercole Consalvi, a scegliere un artista della statura europea come Canova per rappresentare lo Stato Pontificio a Parigi. Basti dire però che Canova fu mandato un po' allo sbaraglio, tanto è che partì senza un documento che indicasse con precisione i beni che doveva richiedere. Figuriamoci poi se la diplomazia vaticana non era al corrente delle posizioni che avevano le potenze vincitrici rispetto a tale argomento. Consalvi sembra abbia detto a Canova che non era tanto importante ricevere qualcosa quanto tentare, insomma, rivendicare i propri diritti, salvare alla faccia almeno. Ma vediamo ora il documento. Come tutti i documenti canoviani, fu visto da Missirini, che a margine del primo foglio annotò di suo pugno manoscritto del Canova originale, e che, come egli ricorda nella vita di Antonio Canova, cioè la biografia ufficiale di Canova, all'inizio del capitolo dedicato alla recupera dei monumenti di belle arti a Parigi, scrive Missirini, lo scultore credette necessario trascrivere di proprio pugno, fin da quando si trovò allora a Parigi, la storia degli avvenimenti che gli accaddero in quell'incontro, che egli stimò poi sempre il più grave e il più pericoloso del viver suo, e perciò fedelmente seguiremo passo passo il suo scritto, così scrive Missirini. Ma l'autografo di Canova riguarda solo i primi giorni della sua missione, grosso modo dal 28 agosto alla metà di settembre, per cui quello di cui si servì Missirini per redigere la biografia dello scultore fu un altro documento, vale a dire il documento segnato 5663, stilato da mano non ancora individuata, con aggiunte e correzioni di Giambattista Sartori, che titola Commissione per la recupera degli oggetti delle belle arti seguita a Parigi 1815, che è una sintesi poi con rinvii a una serie di documenti originali della missione nella sua interezza. Tornando al nostro documento che vi ho fatto vedere precedentemente, non so come si faccia a tornare indietro, ma non importa. Ok, no, questa. Canova giunge a Parigi il 28 agosto e si stabilì assieme al fratello in casa di M.R., vale a dire di Madame Récamier, cioè di Juliette Récamier,
al numero 32 della Rue Basse des Remparts, sventrata ora Boulevard de la Madeleine, e Juliette, che Canova aveva conosciuto a Roma durante il soggiorno della bella donna o il suo esilio nel 1813. Scrive lo scultore: me ne andai dal barone Humboldt, vale a dire da Friedrich Wilhelm von Humboldt, che accompagnava il cancelliere prussiano Karl August von Hardenberg, e l'amicizia con Humboldt e con la moglie Caroline von Dackeröden risaliva agli anni 1802-1808, quando la coppia si era stabilita a Roma. Egli mi disse subito, rapporto i miei affari, scrive Canova, che non era cosa da potersi lusingare per niente, che gli oggetti ceduti col trattato di Tolentino si potessero mai avere, che si avrebbe bensì potuto ottenere quelli tolti agli particolari, cioè Albani, Braschi ed altri se ve ne fossero, e mi soggiunse che avrei trovato tanto i russi che gli inglesi contrari alla causa mia. La situazione nella quale si trova Canova è drammatica, priva di speranze, in quanto solo la Prussia è favorevole alle restituzioni. Ma da sola nulla può fare. L'unica potenza cattolica, vale a dire l'Austria, avrebbe dovuto unirsi alla Prussia e presentare una mozione al Congresso. Scusate un secondo. E presentare, come dicevo, una mozione al Congresso. Ma come viene ricordato anche nel rapporto sulla missione che prima ho menzionato e vi ho fatto vedere, le disposizioni dell'Austria erano equivoche, inefficaci, ed il signor principe di Metternich dava sempre buonissime speranze, promettendo di giorno in giorno senza mai venire ad una decisione formale. L'imperatore, vale a dire Francesco I, gli espresse candidamente i suoi dubbi sull'esito della missione, da lui creduta pressoché impossibile, aggiungendo che i cavalli di Venezia sarebbero ritornati al loro antico posto, ma riguardo agli altri oggetti d'arte appartenenti ai suoi stati d'Italia e a quelli di Roma non poteva più avanzargli alcuna domanda. Quindi l'altra grande potenza è la Russia. Alessandro I non concesse udienza a Canova. La sua posizione è addirittura lapidaria: solo nel caso in cui Luigi XVIII acconsentisse di sua spontanea volontà di restituire le opere d'arte al Papa, solo allora la Russia sarebbe disposta a sostenere tale decisione, perché voleva che la Francia conservasse questi monumenti e, per non compromettersi, non ammise all'udienza il pontificio inviato, né gli diede risposta veruna. Insomma, anche con la Russia un muro di gomma. E nel nostro documento Canova riporta i vari tentativi fatti col ministro Karl Vasilievich, conte di Nesselrode, e scrive: il ministro Nesselrode mi ha parlato, in proposito della restituzione dei nostri oggetti, che la Russia non era venuta in Francia per prendere cosa alcuna, che voleva la sua integrità e voleva la conservazione del Trattato di Parigi, vale a dire il Trattato di Parigi dell'anno precedente, del 1814. A questo punto Canova deve rivolgersi alla Francia e il 9 settembre viene ricevuto da Talleyrand. E questo è un resoconto notevole che vale la pena di leggere per intero. Mi ricevette primo alquanto duro, sentendomi a domandar risposta alla restituzione degli oggetti d'arte. Mi disse che quelli erano ceduti col Concordato di Parigi del 1814, a cui gli risposi che ero assicurato dal Papa e dal Cardinale Consalvi che in quello non vi era niente di stabilito per gli oggetti d'arte. Mi disse che il Papa avrebbe dovuto domandar quelli a Bonaparte quando era venuto per incontrarlo, incoronarlo, che allora Bonaparte aveva bisogno del Papa. Io gli dissi che allora il Papa nulla avrebbe ottenuto. Bene, disse, perché ora sa che siamo deboli.
Appunto, dissi, perché voi altri ancora li avete presi perché eravamo deboli. E da questo soggiunsi quanto dovevo dirgli, tanto per fargli vedere la infrazione del trattato di Tolentino con la presa dello Stato del Papa, eccetera, fatta perché il Papa era dalla parte dei Borboni. E basta, disse, la cosa è così, il re non li restituirà mai. Certamente, io dissi, che il Papa non ha armi, egli non ha che ragioni e preghiere. Se avessimo un'armata come i prussiani, avessimo fatto come loro, che per forza si sono presi tutte le cose loro. Cioè i prussiani, lo ricorda Canova, avevano mandato questi famosi 33 soldati a casa di Denon, che doveva sfamarli e non poteva uscire di casa finché Denon ha dovuto cedere. Mi disse, insomma, è la cosa così, veggo bene, io dissi, è lei che deve parlarmi in tal modo, ma che nel suo cuore, dice, ella conosce a fondo la ragione nostra, perché poche teste vi sono al mondo che conoscano tanto bene le cose come lei. Cioè la spea lunga Canova su questo Talleyrand. E mi soggiunse sorridendo, io fo il mio mestiere, ed io il mio, dissi, ma il mio, non avendo che sole ragioni e preghiere, non posso sostenerlo bene. Soggiunse che gli spiaceva che io fossi venuto con una commissione così spiacevole, perché egli mi amava e mi stimava moltissimo. Canova a questo punto chiede e ottiene da Talleyrand l'udienza con Luigi XVIII. Vi andiedi dunque e Sua Maestà mi ha ricevuto in una stanza solo con il gran ciambellano. Gli presentai la lettera del Papa dicendogli che il Santo Padre gli augurava tutte le benedizioni del cielo e che nello stesso tempo aveva certa fiducia nel nepote di San Luigi e di Enrico IV, che la Maestà sua gli ritornerebbe quanto egli le chiedeva intorno agli oggetti d'arte involati dalle armate rivoluzionarie. Sua Maestà, dopo di aver letto la lettera del Papa, fece una riverenza, è incredibile che Canova racconti anche questo, dicendo che come primo figlio della Chiesa mi doveva dire che intorno agli oggetti d'arte non avrebbe dato nulla perché di già era stabilito nel Trattato di Parigi dell'anno passato che quelli dovessero rimanere a Parigi. Io gli risposi che Sua Santità e il segretario di Stato mi avevano assicurato che nulla avevano stabilito, eccetera, e Sua Maestà soggiunse che vi era benissimo e che anzi le potenze alleate avevano dichiarato il Museo di Parigi Museo d'Europa. Io allora soggiunsi che non dovevo asserire contro quanto la Maestà sua mi diceva, ma che mi prendevo bensì l'ardire di fargli riflettere come erano stati levati quei monumenti da Roma, e da allora incominciai a fargli vedere l'attaccamento di Pio VI, che era diventato ovviamente il martire, no, della rivoluzione, e quanto aveva fatto per la casa di Borbone, il modo che ha tenuto, l'asilo dato ai tanti emigrati, tra i quali alle principesse di Francia, poi la guerra, l'armistizio, eccetera. A cui Sua Maestà mi rispose che sapeva tutto ciò, che egli ancora aveva tanto sofferto e che rapporto agli oggetti d'arte non avrebbe mai dato nulla che con la forza. Tutto il suddetto discorso lo ha fatto in francese. Ora incominciò in italiano dicendovi, e qui c'è una lacuna, cioè non c'è quello che il Luigi XVIII ha detto in italiano a Canova. Comunque anche la Francia, altra, cioè quindi insuccessi che si sommano di insuccessi, decisamente debole risulta l'argomentazione esibita alle potenze alleate contro lo sciagurato Trattato di Tolentino, cioè che le sue condizioni dovevano considerarsi nulle perché imposte forzosamente dal vincitore a una controparte inerme e sopraffatta, e inoltre perché il trattato era stato violato dagli stessi francesi, l'occupazione di Roma e l'arresto di Pio VI. Il principio ovviamente non era in tutto condivisibile dai vincitori del momento, non tanto perché pactis tandem, quanto perché ora toccava a loro l'avventura di imporre alla Francia e all'Europa un nuovo ordine.
Comunque Canova continua il suo pellegrinaggio diplomatico andando da Robert Stuart, visconte di Castlereagh, che guidava a Parigi, insomma, in qualità di ministro degli affari esteri, la delegazione britannica. E scrive Canova, non avendolo trovato, il segretario della legazione, sentendo il nome mio, venne a salutarmi mentre rimontavo in carrozza, ma io, non conoscendolo, poco mi trattenni con esso. Ma questo signore, che si chiama Hamilton, questo fu una gran buona cosa per me. Ed è, vabbè, qui non era quello che ho trovato su internet, ma era molto più giovane Hamilton, perché era nato nel 77, che aveva iniziato la sua carriera diplomatica come segretario di Lord Elgin all'ambasciata di Istanbul e di Costantinopoli, e nel 1809 poi era stato nominato sottosegretario di Stato per gli affari esteri e in questa veste aveva accompagnato il visconte di Castlereagh. Ecco, sappiamo che Hamilton giocò un ruolo importantissimo, anche qui un incontro casuale, come dire, che cambia un po' la situazione. E fui poi, continua Canova, invitato la sera alla conversazione con Milady Castlereagh. Mi disse che avrebbe desiderato il ritratto di suo marito, cioè tutti chiedono il ritratto a Canova, sulla qual cosa spiegai i miei sentimenti. Le raccomandai il mio affare, ma mi parve che ella fosse alquanto fredda, segno che tale dovevo trovare il marito, come difatti quando gliene ho parlato a lui mi ha parlato appunto come Humboldt aveva detto, vale a dire anche gli inglesi sono contrari, diciamo così, alle richieste avanzate da Canova, per cui è veramente, quindi diventa una missione disperata e la cui riuscita risulta del miracoloso, no? E da quanto racconta lo stesso scultore, le cose iniziano a cambiare a partire da una serata mondana in cui Canova viene invitato dall'ambasciatore di Spagna, il generale Alava, che era dopo l'occupazione della Spagna passato a combattere a fianco degli inglesi, era grande amico di Wellington e aveva partecipato proprio anche alla battaglia di Waterloo proprio a fianco di Wellington. E dice Canova, il generale mi invitò di andare da lui una sera, ed andato egli mi presentò al duca di Wellington, scrive Canova, dicendo, volgendosi verso lo stesso Wellington, questo, benché protestante, è il più grande amico del Papa. E Wellington mi disse, Canova, bisogna che vi facciate il ritratto. Ed io gli risposi, no, qui è appunto il grande Canova, ed io gli risposi che avevo fatto il più gran cavallo d'Europa e che egli, come il più gran eroe di questa, doveva essere posto su quello, e tanto più ancora perché quel cavallo doveva essere per Napoleone, ed egli, che l'ha gettato a terra, vi doveva salire, egli stesso. Mi parve che queste parole non gli spiacessero. Gli dissi tante cose per parte del Papa e del segretario di Stato. Mi disse, cosa siete venuto a prendere qui? Ed io gli dissi che per mezzo suo avevamo avuto lo Stato, il nostro sovrano, ma che ora egli doveva coronare l'opera col farci restituire i capi d'opera, a noi tolti tanto crudelmente. E poco dopo ci hanno tolto ancora tutto lo Stato, il Papa stesso portato in Francia, ove morì. Gli fece vedere come che Roma è la città dell'Europa intera, che in quella non potevano fare a meno di non andare tutti i studenti del mondo, e che non trovando colà i migliori pezzi
era una perdita per ognuno, altro che Museo d'Europa a Parigi, cioè nel senso lasciamo i monumenti, ecco, a Roma. Gli dissi delle lettere di Quatremère, eccetera. Il principe di Metternich disse: vedete Wellington che pare veramente che quei capi d'opera dovessero stare in Roma? Il generale Alava prese la parola e disse: Wellington ve li farà tornare. Qui finì il discorso, ma si vide che Wellington cominciò a venire dalla nostra parte. Mi era stato detto che in primo anch'egli era contrario. Quindi da quanto risulta da questa ricostruzione così, insomma, di Canova stesso, la svolta è stata appunto, questo era il primo incontro con Hamilton che poi ha aiutato molto Canova, ma anche questo incontro e con questo scambio di battute mondane con Wellington. Ecco, concludo ritornando a quanto avevo detto all'inizio. Hugh Gorner aveva paura di ritardare l'uscita della seconda edizione del primo volume degli scritti e io gli proposi allora di pubblicare questo documento come appendice al volume del 1815, cosa che lui ritenne più che sensata, insomma, e fu pienamente d'accordo. E sarà proprio in questo volume che troverà spazio, insomma, questo resoconto, questo scritto inedito appunto di Canova. Qui volevo ricordare anche Maglio Pastore Stocchi che era il curatore di riferimento del 1815 che purtroppo ci ha lasciato, è venuto a mancare. Grazie della vostra attenzione. Grazie. Grazie a te, caro Paolo, e grazie ancora per il tuo grande lavoro. Ora concludiamo con un intervento di Leonardo Mezzaroba, il quale è uno studioso di numismatica e membro dell'Accademia Italiana di Studi Numismatici, ha una particolare specializzazione nel settore delle medaglie. In questo settore ha collaborato a lungo con i musei civici di Venezia e insieme con i musei civici di Venezia sta preparando una mostra sulle medaglie canoviane, l'argomento di cui ci parlerà oggi, che si aprirà il 28 in concomitanza con l'apertura della mostra di Fabio Zonta, che si aprirà lo stesso giorno. Quindi avremo due appuntamenti dopo la Lectio Magistralis di ieri e forse prima di altri, dopo l'inaugurazione delle nuove stanze, eccetera. Avremo questi nuovi due appuntamenti al Museo Correre il 28 di ottobre. Grazie. Buonasera, ringrazio moltissimo la dottoressa Marini per la sua gentile presentazione e mi corre l'obbligo di ringraziare il professor Stringa per avermi coinvolto in questa bella iniziativa. È mia intenzione proporre questa sera una rassegna di testimonianze medaglistiche, legate a vario titolo alla figura di Antonio Canova e alle sue opere. Il corpus delle medaglie canoviane è piuttosto ampio, dato che è costituito da esemplari che sono stati realizzati lungo un arco di tempo piuttosto lungo, cioè dalla fine del XVIII secolo ai giorni nostri praticamente. Come si avrà modo di vedere, a dispetto però delle epoche in cui le medaglie vennero realizzate, tutte presentano una natura marcatamente neoclassica. In questa sede ho ritenuto opportuno dar conto solo delle medaglie più importanti e più significative, distribuendole in 4 gruppi. Vediamo se trovo. Sì. Cioè le medaglie in vita del Canova, le medaglie in morte del Canova, le medaglie commemorative e per finire la presentazione di una medaglia molto particolare, dato che verosimilmente sarebbe opera dello stesso Canova. Venendo dunque alla prima sezione, cioè le medaglie in vita del Canova, che poi come vedremo sono quasi tutte legate alle opere del Canova, citerei questa prima che è legata alla figura di Girolamo Zulian, tante volte citato in questa giornata di studi. La medaglia ha una storia molto tormentata
perché praticamente Zulian, come è noto, fin dal 1779, mentre era ambasciatore veneto a Roma, aveva preso sotto la sua protezione il giovane Canova, e Canova molti anni dopo volle realizzare per lui, come atto di omaggio, una replica della statua di Psiche fanciulla. A sua volta lo Zulian volle omaggiare a Canova una medaglia di cui incaricò l'incisore camerale Gioacchino Amerani della Zecca di Roma. La morte dello Zulian nel 1795 bloccò la coniazione della medaglia. Gli eredi si affrettarono a vendere la statua al conte Giuseppe Manzilli, mentre i coni finirono avventurosamente nelle mani di Gian Antonio Selva nel giugno del 1805. Fu proprio Selva, amico dello Zulian e di Canova, che fece coniare la medaglia, fece coniare 41 esemplari in bronzo e 3 in argento. Va detto che l'iconografia del dritto e del rovescio di questa medaglia è andata incontro a parecchie critiche. Secondo alcuni commentatori la psiche è troppo filiforme rispetto all'originale, e soprattutto il busto, cioè il capo, il ritratto di Canova è poco credibile, con quella pettinatura, quei capelli, quella parrucca probabilmente alla Nazarena che si usavano all'epoca ma che non rientrano nei canoni canoviani. La seconda medaglia è legata ad Angelo Emo. Angelo Emo, morto il 3 marzo 1792, pochi giorni dopo il Senato veneto decise di far erigere in sua memoria un monumento funerario, la cui esecuzione venne affidata a Canova. Nel 1795 l'opera era finita. Inizialmente essa doveva essere posta nella Sala delle Quattro Porte a Palazzo Ducale, poi di fatto venne posta all'entrata dell'Arsenale. Per il pagamento il Senato, con decreto del 19 settembre 1795, conferì al Canova una pensione vitalizia di 100 ducati d'argento mensili e una medaglia d'oro, qui ne vediamo un esempio, un esemplare in bronzo, del valore di 100 zecchini, la cui esecuzione fu affidata a Francesco Corazzini. Di essa furono coniati anche 100 esemplari in argento e numerosi in bronzo. L'esemplare in oro venne solennemente consegnato al Canova a Roma, in Campidoglio, dall'ambasciatore Pietro Pesaro. Tale medaglia, o meglio l'esemplare in oro, nel 1847 fu donata al Museo Correr da Giambattista Sartori Canova. La terza medaglia è legata alla figura di Vittorio Alfieri, reca la datazione 1815-1820. Essa riproduce però, oltre al ritratto di Alfieri, anche il monumento sepolcrale che la contessa d'Albani aveva commissionato a Canova e che, come è noto, si trova a Santa Croce a Firenze. La medaglia è opera dell'incisore camerale Tommaso Mercandetti. Le due medaglie successive hanno alcune caratteristiche in comune, sono tutte e due fatte da Salvatore Passamonti, tutte e due presentano il medesimo dritto e tutte e due sono state realizzate nel 1816. Questa prima che vediamo si riferisce ovviamente alla restituzione delle opere romane trafugate da Napoleone, di cui abbiamo sentito adesso una ampia e appassionata descrizione. Quindi mi limiterò a dire che il 6 gennaio 1816 Canova rientrava a Roma, dove fu accolto trionfalmente, ricevendo da Papa Pio VII il titolo di Marchese d'Ischia, l'iscrizione nel libro d'oro del Campidoglio e una cospicua rendita che però lui volle devolvere a favore di varie accademie romane, tra cui soprattutto quella di San Luca. Gli venne inoltre dedicata una medaglia di grande modulo, questa che vediamo. Nel rovescio si vede l'Apollo del Belvedere, che è uno dei pezzi più prestigiosi tra quelli recuperati.
Nel dritto invece è proposto il primo di una lunga serie di ritratti del Canova che risulteranno estremamente simili tra loro, a dispetto del fatto che siano stati realizzati da diversi autori, perché tutti si rifecero al celebre autoritratto di Canova del 1812. Del resto Passamonti, l'autore, era stato a lungo allievo del Canova e dunque era ben consapevole della validità di questo autoritratto come modello per un busto affidabile del maestro. L'altra medaglia di cui vi avevo anticipato, come vedete, presenta il medesimo dritto, sempre di Salvatore Passamonti, ovviamente sempre dello stesso modulo, ma propone il gruppo marmoreo di Ercole e Lica. Sì, anche qui la storia è ovviamente molto tormentata quanto nota. Al Canova l'opera era stata commissionata dal principe onorato Gaetano d'Aragona, poi nel 1798, quando il gruppo scultoreo era quasi pronto, il principe non poté far onorare la spesa, si tirò indietro. Tra varie vicissitudini l'opera rimase nello studio del Canova sino al 1814, quando venne acquistata dal marchese Torlonia, che fece costruire nel suo palazzo a Roma una apposita sala a cupola per accogliervela. Non è noto chi sia stato il committente della medaglia. Poi al già citato autoritratto di Canova si ispira, come vedete, anche Francesco Putinati, incisore della Zecca di Milano, per 2 medaglie. Questa è rarissima, di cui ho trovato solo questa fotografia in bianco e nero, è piuttosto grande, 69 millimetri, e al rovescio propone il motto Alfidia del secolo XIX. La seconda medaglia, sempre di Francesco Putinati, è più piccola, 34 mm, ed è caratterizzata dal motto al secolo XIX. Come potete forse notare, ne ho presentate 2 perché sono note varie medaglie con varie varianti, scusate il pasticcio. In questo caso voi vedete che nella medaglia di sinistra il petaso nel rovescio è colto frontalmente, mentre sulla medaglia di destra è colto di profilo. Nella seconda sezione, passando alla seconda sezione, va ricordato che i funerali di Canova si svolsero il 16 ottobre 1822 a Venezia, nella Basilica di San Marco, e 9 giorni più tardi a Possagno. In realtà però furono molti i sodalizi e le città che nel corso del 1823 vollero celebrare solenni esequie e commemorazioni in onore del Canova. E spesso tali iniziative furono ricordate con l'emissione di medaglie. Ecco, questa per esempio è la prima, come vedete opera di Giuseppe Girometti, ed è stata commissionata dall'Accademia di San Luca, quella di cui vi avevo detto prima, che era stata variamente beneficiata da Canova. Questa medaglia doveva ricordare le solenni esequie celebrate il 13 gennaio 1823 nella chiesa dei 12 Apostoli. Ecco, tutte le medaglie in morte di Canova che vado a presentare, in tutto sono 6, ovviamente cercherò di essere rapidissimo, praticamente sono tutte realizzate nel 1823. La seconda medaglia è sempre di Giuseppe Girometti e venne commissionata a titolo, o comunque per conto, di artisti e amanti dell'arte e della virtù. Cito: per soddisfare il desiderio dei valenti artisti d'ogni classe che bramavano avere in saldo monumento l'effigie dell'artefice che la scultura restaurò. La terza medaglia invece ci porta fuori dall'Italia, venne promossa dal periodico inglese The Public e trovò l'entusiastica approvazione dei numerosi mecenati che avevano commissionato opere al Canova. Incisore della medaglia fu Thomas Wells e a curarne la coniazione a Birmingham fu Sir Edward Thomason. Una quarta medaglia ricorda l'inaugurazione del busto di Canova
all'Ateneo di Treviso. Ne ha fatto cenno, mi sembra, prima il dottor Malachin. Ecco, questa medaglia, l'aspetto curioso di questa medaglia è che praticamente utilizzò il conio di una medaglia precedente che abbiamo visto poco fa, sempre di Francesco Butinati, quella da 34 mm, mentre al rovescio il motto ricorda appunto l'inaugurazione dell'ERMA nell'Ateneo di Treviso. Ne furono distribuite 258, tante quanti erano i soci che avevano collaborato alla realizzazione dell'ERMA. Tutto questo avveniva il 1 maggio 1823. In una seduta immediatamente successiva i coni poi vennero rovinati, in maniera di poter essere resi inservibili e non poter coniare altre medaglie. La quinta medaglia è un omaggio a Canova che appartiene alla serie numismatica universale promossa da Amédée Durand nel 1818. Costui incaricò Armand Auguste Caquet nel 1823 di realizzare appunto la medaglia. Come vedrete, questa è quasi l'unica medaglia, oltre alla prima che avevamo visto commissionata da Zulian, che presenta un busto, un ritratto di Canova anomalo che non risponde insomma ai canoni che avevamo visto e non è stata molto apprezzata dalla critica, diciamo. La sesta e ultima medaglia di questa sezione ricorda le onoranze funebri che vennero tributate a Canova a Udine il 19 aprile 1823 nella chiesa del civico ospedale della città. La medaglia ha un'importanza particolare perché è in assoluto la prima realizzata da Antonio Fabris, destinato a diventare uno dei più celebri e apprezzati incisori italiani dell'Ottocento. La medaglia fu commissionata da un gruppo di udinesi, tra i quali il professor Giovanni Bassi, amico e protettore del Fabris. Venendo alle medaglie commemorative, il 1 giugno 1827 veniva inaugurato il cenotafio per Canova nella chiesa dei Frati a Venezia. Per l'occasione fu decisa la realizzazione di una medaglia commemorativa la cui esecuzione fu affidata ancora ad Antonio Fabris. Inizialmente tutti i sottoscrittori dell'opera, del cenotafio, avrebbero dovuto ricevere in omaggio un esemplare in bronzo che recava appunto da una parte il ritratto canonico dello scultore e dall'altra il monumento. Poi però i fondi non risultarono sufficienti, venne chiesto un contributo a quanti desideravano la medaglia e ne furono coniate anche 28 in argento, come l'esemplare che vediamo adesso, per i monarchi, cito, che hanno animato la nostra impresa. Ancora Fabris fu l'autore della medaglia che andava a ricordare il completamento del Tempio di Possagno, fortemente voluto da Antonio Canova, che intendeva così lasciare, vado a citare, un monumento di gratitudine e d'amore verso l'Italia e distintamente verso i luoghi dove egli ebbe i natali. Posa della prima pietra l'11 luglio 1819 e, come è noto, il completamento dell'opera, dopo la morte di Antonio Canova, al completamento dell'opera provvide Monsignor Giovan Battista Sartori. Per il diritto della medaglia Fabris utilizzò il medesimo conio di quella del 27, cioè quella che abbiamo visto immediatamente prima. Nel rovescio diede ancora una volta prova della sua abilità, riuscendo a riprodurre i particolari più minuti, dalla decorazione delle metope alla iscrizione sull'architrave, difficilmente visibile a occhio nudo. Se pensiamo che i coni venivano lavorati direttamente, insomma, e non con il pantografo, non con operazioni, ma si lavorava direttamente il conio sul quale si batteva poi la medaglia, è veramente prodigioso da questo punto di vista. La medaglia reca la data 1831, ma la consacrazione del Tempio alla Santissima Trinità avvenne solo il 7 maggio 1832. Ancora Fabris è l'autore della medaglia commemorativa di Leopoldo Cicognara, che è stato oggetto di
varie trattazioni nella giornata odierna, deceduto nel 1834. Il ritratto del Cicognara è stato realizzato da Fabris su disegno del pittore Giacomelli, ma con ogni probabilità è stato ispirato dal busto eseguito dal Canova intorno al 1821, o comunque una data che credo insomma si aggiri intorno a quell'anno. Venendo a un'epoca più vicina a noi, questa è la medaglia che la comunità di Possagno promosse nel 1922 in occasione del centenario della morte del Canova. Fu prodotta in due moduli, più grande e più piccolo. L'autore della medaglia, Aurelio Mistruzzi, non esitò a riproporre il consueto busto del Canova. Sul rovescio rappresentò il gruppo delle Grazie, accompagnato da un'iscrizione tratta dal Proemio delle Grazie di Foscolo. Al 1993 ci riporta questa medaglia di grande modulo, coniata in argento, con un peso ragguardevole di 212 grammi quasi, che celebra il bicentenario del completamento del gruppo scultoreo di Amore e Psiche, iniziato nel 1787 e completato appunto nel 1793. Nel 2007 la Fondazione Canova di Possagno incaricò il maestro Giuseppe Grava di realizzare una medaglia per celebrare il 250° anniversario della nascita dell'artista. Grava si ispirò palesemente alla medaglia messa a punto dal Fabris nel 1831, quella che abbiamo visto prima, anche se questa volta il busto del Canova appare di 3/4 e sul rovescio il tempio di Possagno è colto frontalmente. Della medaglia vennero realizzati 20 esemplari in argento e 120 in bronzo dorato. Verso la metà degli anni 70 del secolo scorso, la ditta Omea di Milano, nata nel 1887 come Castelli e Gerosa, promosse la realizzazione della serie Antonio Canova, costituita da 6 medaglie, riproducenti rispettivamente, lo vedete, il busto di Canova, il gruppo scultoreo Ercole e Lica, il gruppo delle Grazie, Teseo sul Minotauro, Venere e Marte, e un particolare del monumento funebre per Maria Cristina d'Austria. Ecco, a corollario di questa rassegna di medaglie volevo proporre un singolare medaglione dal grande modulo 120 mm provenienti dalle raccolte di Emanuele Cicogna e conservato presso il Museo Correr. L'opera, raffigurante il filosofo Voltaire, è datata 1773 ed è fusa in bronzo, successivamente sottoposto ad oratura e cesellato a bulino. Il medaglione è incastonato in un elegante pannello di legno nel quale sono stati inseriti anche la riproduzione di un'incisione in rame ispirata alla medaglia e 2 lunghe didascalie stilate dallo stesso Cicogna e riportate a stampa che descrivono l'oggetto e la sua storia. Veniamo così a sapere che a commissionare il medaglione fu il patrizio Angelo Querini, 1721-1796, appassionato di filosofia e grande ammiratore di Voltaire. Secondo la testimonianza di Cicogna, a modellarla su disegno di Giambattista Locatelli fu un giovanissimo Antonio Canova, allora sedicenne, che dovette lavorare in gran segreto in un sotterraneo della villa del Querini ad Altichiero, presso Padova. Un esemplare di questa rarissima medaglia venne infine donato a Voltaire nel 1777. Vi ringrazio. Grazie mille al professor Mezzaroba di averci offerto anche attraverso questa interessante carrellata la quantità veramente innumerevole di relazioni, di vicinanze che ebbe Canova con diverse situazioni, imprese, sempre centrale e risolutivo. Adesso, congratulandomi con voi che avete, oggi vanno molto di moda le kermesse di lettura, le maratone di lettura, oggi è stata una maratona canoviana,